Buongiorno a tutti, io sono Roberto Papetti e sono il direttore del Gazzettino, ma mi è stato chiesto di fare il moderatore, il facilitatore di questa giornata, per cui mi vedrete costantemente a questo posto della tavola rotonda in cui invece, di questa tavola in cui invece poi si alterneranno persone diverse. Il Presidente di Confindustria Gambato poi spiegherà meglio la filosofia di questo incontro. Io mi permetto subito di dire che questo incontro ha l'ambizione di non essere un convegno, cioè di non essere un momento di semplice confronto di idee, ma di essere un momento operativo, con l'ambizione, anche questo poi vi verrà spiegato meglio, di diventare poi un appuntamento annuale. L'obiettivo è quello di raccontare, di presentare Venezia come territorio, area di investimento e di mettere a confronto chi ha le risorse finanziarie da investire e chi è soggetto attivo sul territorio interessato allo sviluppo di questo territorio. E quindi noi siamo qua oggi, l'idea di questo momento di incontro è proprio questa: unire, far parlare, far dialogare soggetti che naturalmente hanno anche al di fuori da qua momenti e opportunità di confronto, ma che in questa sede, per così dire, si vuole istituzionalizzare, fare diventare un appuntamento. Poiché abbiamo iniziato già con qualche minuto di ritardo, entriamo subito nel vivo dei lavori e io invito a salire sul palco Roberto Marcato, che è assessore allo sviluppo economico della Regione Veneto. Grazie, assessore. Grazie a lei, direttore, buongiorno a tutti. Ringrazio ovviamente la Camera di Commercio per l'ospitalità e Confindustria per aver voluto, assieme alla Regione Veneto, questo momento di incontro, e condivido anch'io, direttore, non deve essere un convegno. E proprio per essere molto operativi, io vi dico due cose che io reputo fondamentali per il tema che stiamo trattando oggi. Allora, voi sapete che Venezia è stata definita, è stata riconosciuta come area di crisi industriale complessa, e questo è un appuntamento che noi aspettavamo da tempo. Avevamo iniziato l'iter molto tempo fa, c'erano stati dei problemi nel riconoscimento all'inizio, poi alla fine finalmente abbiamo avuto questo riconoscimento, che è importante non solo perché definisce strutturalmente un'area, ma diventa importante perché attira l'attenzione intanto del sistema, del governo su quest'area, che è un'area straordinaria, che è un'area di opportunità, che è un'area che non ha eguali al mondo per infrastrutturazione logistica, che è un'area che non ha uguali al mondo solamente per il fatto che se uno apre un'azienda qui ha la possibilità di portare il suo cliente a bere il caffè in piazza San Marco, cosa che non può fare nessun altro imprenditore in nessun'altra parte del mondo. Allora, questo riconoscimento è stato fortemente voluto dalla Regione e ci consente oggi di fare un accordo con il Mise. Ho visto poi che avrete in videoconferenza anche un contatto proprio con il Mise su questo tema. Ci consente di fare un accordo con il Mise e attrarre in quest'area delle risorse importanti per le nostre imprese. Condizio sine qua è che anche la Regione faccia la propria parte in termini di investimenti. E il modello che abbiamo deciso di attuare è quello di mettere una premialità sui fondi POR-FESR, in modo tale che le aziende che decidono di fare investimenti, di creare start-up, di fare aggregazioni di impresa in quest'area, abbiano una corsia preferenziale nell'accesso dei fondi. Questo consente di chiudere un accordo con il Ministero e quindi far arrivare qui per le nostre imprese risorse davvero molto, molto importanti. Tra l'altro, sulla visione complessiva di quest'area e sull'importanza che deve e dovrà avere quest'area,
c'è un dialogo serrato e continuo che è iniziato da subito, devo dire, con il sindaco di Venezia, che essendo persona molto pratica, che ama poco la filosofia, come sottoscritto, ci siamo chiesti da subito che cosa potremmo fare per innescare elementi di positività a catena per sbloccare una sonnolenza che negli anni si era creata in quest'area. C'è poi il tema, quello ambientale, che è stato e non dovrà più essere un problema, e per quanto riguarda i marginamenti di competenza della Regione che riguardano Alcoa ed Enel, noi entro ottobre saremo in grado di presentare i progetti e quindi arrivare anche alla definizione di quelli. C'è un importante patto per Venezia che è stato siglato con il governo e con il comune di Venezia, patto importantissimo. Adesso io mi auguro, lo dico in maniera provocatoria, che oltre al patto arrivino anche i SCAI, perché quelli poi servono per chiudere i marginamenti e quindi rendere quest'area straordinaria anche sicura. Noi ce la mettiamo tutta su questo progetto e fate bene a fare questo tipo di incontri, perché comunque serve stimolare continuamente, non solo per far muovere chi magari un po' ha dormito, ma perché abbiamo bisogno anche di idee nuove, continue, per poter immaginare Porto Marghera e quest'area come l'area più importante non solo del Veneto, ma una delle più importanti in Europa. Vi auguro davvero buon lavoro a tutti e la ringrazio, direttore, per la sua presenza. Grazie Assessore per la sintesi e la concretezza. Invito adesso a salire sul palco Giuseppe Fedaldo, Presidente di Union Camere del Veneto, visto che poi siamo il padrone di casa, visto che ci ospita in questa stupenda sala. Prego. Sì, un padrone povero, ma visto le recenti dimezzamenti delle entrate delle Camere di Commercio, tuttavia avanti sempre. Meglio essere padroni poveri che solo poveri, quindi prego. Gentili signore, egregi signori, buongiorno. La Camera di Commercio di Venezia Rovigo Delta Lagunare è onorata di ospitare questo incontro, dibattito Invest in Venice. Saluto tutti i partecipanti e ringrazio i promotori dell'evento, la Regione Veneto, Confindustria Venezia, con il supporto di Veneto Promozione. Saluto in particolare i rappresentanti dell'assessorato allo sviluppo economico ed energia della Regione Veneto, della città di Venezia e di Confindustria Veneto, unitamente ai relatori appartenenti a rilevanti istituzioni e realtà economiche, finanziarie e imprenditoriali operanti in ambito veneziano e internazionale. La Camera di Commercio Venezia Rovigo Delta Lagunare, come certamente sapete, immetterà prossimamente al mercato questo palazzo, che è la sua originaria storica sede. Manterremo comunque una adeguata sede camerale in una zona centrale del centro storico della città. Tale decisione è derivata dalla necessità di razionalizzare gli immobili conseguente all'accorpamento dei territori veneziani e rudigini che formano la nuova Camera, istituita con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico il 23 ottobre 2014. Inoltre hanno fortemente influito, come dicevo prima, anche le variate condizioni economiche generate dalle scelte governative relative al sistema camerale italiano, culminate con il decreto governativo dello scorso dicembre. Tuttavia, quella che a prima vista potrebbe leggersi come una dismissione, ritengo sia da considerarsi un'opportunità di attrazione per investitori sia nazionali che internazionali. La Camera di Commercio inoltre attiverà nei prossimi mesi processi economici per decine di milioni di euro con ulteriori investimenti che valorizzeranno il tessuto urbano della terraferma veneziana. Riconosco inoltre una sicura sintonia con quanto si prefigge l'odierno appuntamento, mettere cioè a confronto soggetti appartenenti al mondo dell'impresa con altri virtualmente interessati a investire nella geografia economica veneziana. L'intento è infatti di creare un modello di marchio territoriale, rilevandone la potenzialità, l'attraibilità e la centralità nel sistema economico veneto, italiano e europeo. L'obiettivo, ambizioso ma certamente realizzabile e vantaggioso, è quello di candidare la città di Venezia a luogo che favorisca il dialogo e garantisca opportunità tra investitori istituzionali,
istituti di credito, fondi di investimento, grandi intermediari finanziari e il comparto imprenditoriale, poste anche le operazioni finanziarie che hanno ultimamente coinvolto la nostra Regione. La stessa Camera rimane un attore significativo nei processi di sviluppo economico che coinvolge le aziende, particolarmente nella complessa fase della promozione nazionale e internazionale secondo le nuove funzioni ad essa attribuite. Rileva infine come l'approvazione del Piano Nazionale Industria 4.0 del Ministero dello Sviluppo Economico consenta da questo autunno e per un triennio di avviare assieme al tessuto economico e territoriale attività riguardanti lo sviluppo della digitalizzazione di processo e relativa formazione. Coscienti che la crescita di un territorio e la sua attrattiva dipendono fortemente dalla costante capacità di modernizzazione e innovazione. Penso, concludendo, che iniziative come quelle di oggi siano apprezzabili perché garantiscono rapporti fruttuosi e predispongono l'attuazione di esperienze che apportano un consistente contributo al progresso del nostro sistema economico territoriale. Buon lavoro a tutti. Grazie Presidente. Credo che la Sala abbia raccolto il suo grido d'allarme per le risorse economiche scarse, non so cosa si potrà fare, però il grido d'allarme è stato raccolto. A questo punto chiedo di venire sul palco a Gian Michele Gambato, Presidente di Confindustria Venezia, Area Metropolitana di Venezia e Rovigo, che è l'organizzatore principale di questo momento di confronto e che ci illustrerà poi la filosofia di questa giornata di lavori. Prego, a lei la parola. Grazie, buongiorno a tutti della vostra presenza e ringrazio per il loro intervento sia l'assessore Roberto Marcato e il Presidente della Camera di Commercio di Rovigo e Venezia, nonché di Union Camere, Giuseppe Fedalto. Grazie anche per l'ospitalità in questa importante sede. Ai ringraziamenti devo aggiungere quelli ovviamente a Roberto Papetti, direttore del Gazzettino, a cui esprimo gratitudine fin d'ora per il lavoro che sapientemente saprà svolgere oggi e per il suo ruolo di coordinamento che avrà sulle tavole rotonde. Ringrazio per la loro presenza Enrico Marchi, Presidente di Gisave SPA, Pino Musolino, Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico settentrionale, Matteo Zoppas, Presidente di Confindustria Veneto, Marco Calabrò, con cui poi ci collegheremo in videoconferenza, dirigente della Direzione Generale per la Politica Industriale, la Competitività e le PMI, che parlerà poi sui temi delle aree complesse. Fabrizio Spagna, Presidente della Finanziaria Regionale Veneto Sviluppo. Fra breve ci aggiungerà Elio Omar Lodisani, Self Operation Officer di Intesa San Paolo. E poi, per ultimo, l'imprenditore, Presidente di Garmont, Pierangelo Bressan, Garmont International, che ci racconterà la sua storia di restart aziendale. Per ultimo, che porterà le conclusioni di questa giornata, va bene, qui pongo il mio saluto, il Sindaco di Venezia Città Metropolitana, Luigi Brugnaro, visto che oggi parliamo di Venezia e parliamo della centralità, il suo ruolo, la sua funzione e le sue conclusioni saranno importanti per questo dibattito. Ai ringraziamenti però mi corre l'obbligo di aggiungere quelli uno particolare rivolto ad Arrigo Cipriani, che è il nostro delegato a internazionalizzazione, che dall'inizio del suo mandato si è fatto promotore di diverse iniziative e appuntamenti, volti non solo a dibattere ma anche a costruire relazioni determinanti per il sistema industriale che rappresento. Oggi questo incontro, devo dire, è nato da una sua idea e da una sua promozione, quindi un grande saluto e un ringraziamento ad Arrigo Cipriani. L'evento di oggi, nelle idee di noi promotori, è solo il primo di un percorso di confronto che ha l'ambizione di diventare un appuntamento annuale, permettendo ai partecipanti di confrontarsi sulle potenzialità, l'attraibilità e la centralità del territorio veneziano e del sistema economico veneto, anche attraverso apposite sezioni di lavori e di incontri con le aziende che si svolgeranno già a partire da questo pomeriggio. La prima delle tavole rotonde che seguiranno il mio intervento verterà sulle strategie e le potenzialità di sviluppo legate alle infrastrutture nodali di questo territorio, quali aeroporto e porto, attraverso un confronto fra tre delle personalità che meglio possono rappresentarci quanto sia imprescindibile per lo sviluppo economico ed industriale del veneziano e non solo, la necessità di un parallelo ed ulteriore potenziamento infrastrutturale sostenibile e ambizioso che ci permetta di giocare ancora di più
la carta della tracciabilità del sistema impresa. Su questo punto mi permetto di evidenziare che la zona franca è un'esigenza irrinunciabile per la nostra area portuale. Seguirà l'intervento del dottor Calabrò, che ci presenterà una disamina sulle tematiche dell'area di crisi complessa e sulle opportunità di finanziamento. Il secondo momento della giornata vedrà a confronto due importanti attori del panorama finanziario che ci rappresenteranno la situazione attuale e di prospettiva, anche alla luce delle recenti importanti scelte politico-finanziarie che hanno visto protagonisti due istituti di credito e uno dei nostri maggiori ospiti è un attore importante del processo aggregativo. Un'analisi sull'adeguatezza dell'attuale modello che caratterizza il nostro sistema finanziario, sulla necessità, opportunità di inserire nuovi attori sul mercato e cosa dovrebbe fare il sistema economico veneziano per rappresentare un benchmark all'interno di un più articolato progetto di internazionalizzazione. Abbiamo promosso questo incontro perché riteniamo che Venezia sia, per qualità e prerogative, il territorio che più di ogni altro in Veneto ha insite da sempre tutte le caratteristiche maggiormente adatte a superare il policentrismo che ci caratterizza. Da qui l'ipotesi di Venice City Region, capace, in forza del suo brand internazionale, di essere uno straordinario polo di attrazione mondiale. Il ruolo di Venezia è storicamente vocato all'internazionalizzazione. Questo territorio è per storia, bellezza, unicità e tradizione un luogo di per sé stesso portato a internazionale e internalizzarsi. Si tratta di renderlo ancora di più un catalizzatore di interessi per chi crede fermamente in Venezia e nello sviluppo del suo tessuto industriale, così come ci crediamo noi. È per questo che abbiamo voluto l'evento odierno, un momento di incontro, di scambio e di sintesi fra i diversi interlocutori che sono già di fatto attori del rilancio del nostro territorio. Per poter garantire però il miglior percorso di accreditamento del ruolo di Venezia, dobbiamo poter assicurare a chi vuole investire qui la possibilità di rendere sicuro e redditizio il proprio investimento e al contempo rapidi e certi i tempi di attuazione. Dobbiamo eliminare la politica dei veti e del non fare, allontanare gli slogan protezionistici preconcetti che troppo spesso hanno tenuto a debita distanza gli investitori nazionali e internazionali. Noi chiediamo invece che, se ben indirizzati e assistiti, i capitali di investimento italiani ed esteri su Venezia possano portare una grande rivoluzione di sistema per il tessuto industriale locale, con ricadute più che positive per tutto l'indotto e sostanziali benefici socio-economici per il territorio e la sua popolazione. In questo palcoscenico che unisce necessità e opportunità, il ruolo della nostra stazione mira a essere sia quello di aggregatore delle diverse realtà in campo che quello di propulsore per trovare formule e strumenti di investimento migliori e più adatti al nostro sistema, nonché quello di porsi quale garante delle opportunità che mirano a riscattare e rilanciare la nostra industria, senza depauperare il territorio, bensì arricchendo di nuove e strategiche possibilità di sviluppo. Faranno ovviamente la differenza le modalità di ingresso di questi investimenti e Confindustria Venezia Rovigo si rende disponibile fin d'ora a matchare domanda e offerta con le migliori garanzie di soddisfazione per gli attori in campo, coadiuvando realtà istituzionali come Veneto Sviluppo e private come istituti di credito per favorire il ruolo di accompagnatori investitori. In conclusione, un grazie a tutti i nostri associati per la loro presenza qui oggi e ai nostri partner istituzionali, Veneto Promozione e Regione Veneto, per aver creduto nella promozione congiunta di questo primo importante appuntamento. Quindi, per concludere, direi che noi oggi abbiamo cercato di costruire un fil rouge, dove in qualche modo mettiamo all'inizio il confronto fra il mondo dell'impresa, il mondo delle grandi infrastrutture, perché oggi le grandi infrastrutture che ci rappresentano qui sono già di per sé dei processi economici, il mondo della finanza e di chi opera attorno al mondo della finanza, quindi gli investitori, e da un lato le istituzioni. Se questo modello e questo appuntamento dovesse funzionare, abbiamo fatto un grande passo avanti, ci siamo candidati a un importante ruolo, ma soprattutto abbiamo costruito un modello che forse potrebbe essere preso a riferimento anche in altre sedi. Grazie, buon lavoro. Bene, grazie a Gian Michele Gambato per aver fornito in modo dettagliato e credo esaustivo la cornice di questa giornata di confronto e di lavori.
entriamo nel vivo dei momenti di confronto e quindi invito sul palco Enrico Marchi, Presidente SAVE, qua alla mia sinistra, Pino Musolino, Presidente dell'Autorità Portuale, se posso fare esercizio di sintesi rispetto alla lunga dizione originale, e Matteo Zoppas, Presidente di Confindustria Veneto. Bene. Forse se ti puoi stare anche più vicino. No. Bene. Il Presidente Gambato nella sua introduzione ha detto che uno degli obiettivi, delle ambizioni di questa giornata di oggi è fornire un quadro all'interno del quale le ambizioni di crescita trovino poi riscontro e chi investe abbia, non dico la certezza, ma insomma la garanzia almeno di un rientro sicuro e rapido dei propri investimenti. Allora, io chiedo ai presidenti prima le ho definite le due principali infrastrutture che poi nella società di oggi e in particolare in un territorio come questo sono certamente non gli unici motori di sviluppo, ma sono due dei principali motori di sviluppo in un concetto allargato che certamente non riguarda solo le specifiche attività di cui si occupano. Quali sono le condizioni, secondo loro, prioritarie, cioè i tasselli che andrebbero messi sul tappeto perché ci sia verosimilmente la possibilità di rientri sicuri e rapidi degli investimenti che oggi siamo qua a, non dico chiedere, ma certamente a sollecitare in una prospettiva appunto di investimento su Venezia. Dico questo anche perché, partendo dal Presidente dell'Autorità Portuale, noi oggi siamo qua a confrontarci su una prospettiva di investimento e non per spirito di polemica, lo dico come dato di cronaca, in territori vicini non si discute solo e si opera in una certa direzione e in modo chiaramente concorrenziale. E quindi credo che ci sia l'interesse da parte dei soggetti che sono qua e da parte di tutti noi capire dal Presidente dell'Autorità Portuale a che punto siamo, qual è l'offerta del porto di Venezia e quali sono le esigenze appunto finalizzate a catalizzare investimenti. Prego. Mi dà almeno un paio d'ore per rispondere a questa domanda. Assolutamente. Intanto io vorrei ringraziare chi ha pensato di fare questo tipo di iniziativa perché è assolutamente intelligente mettere a confronto appunto le due grandi realtà infrastrutturali del territorio assieme alla realtà confindustriale e assieme alla città di Venezia, alla città metropolitana di Venezia. Non capita spesso che ci possono essere questo tipo di momenti di confronto e di scambio, perché a volte le amministrazioni e le realtà del territorio parlano molto individualmente, ma non parlano molto assieme scambiando dati ed esperienze. Su questo invece noi possiamo far tesoro perché contrariamente ad altre realtà, adesso io non voglio entrare in polemiche, ma noi abbiamo una serie di asset strategici assolutamente performanti e potenzialmente ancora più performanti che non vengono cantati, di cui non vengono cantate le lodi a sufficienza. Rispetto ad alcuni strumenti insomma, che potrebbero essere utili, è evidente che, come ricordava anche il Sindaco in un tweet l'altro giorno, insomma, che noi siamo assolutamente contenti di quello che succede a Trieste, ma è evidente che se vogliamo ragionare in termini di competizione equa e di far scegliere i mercati rispetto a quelli che sono i porti o le opportunità vincenti, noi dobbiamo essere messi nelle stesse condizioni. Perché voi sapete, insomma, siete degli imprenditori e quindi non devo insegnarvelo, insomma, se io ho delle barriere d'ingresso al mercato o se ci sono delle
agevolazioni solo da una parte, il mercato non funziona più nelle sue dinamiche naturali, viene distorto. Noi non chiediamo nessun genere di favore, noi abbiamo, e la legge ce lo consente, è già riconosciuto anche nella novella dell'84-94 attraverso il decreto legislativo 169, veniva riconosciuto che oltre al punto franco di Trieste venivano fatti salvi tutti i punti franchi già autorizzati al momento della legge. In realtà stringi è una definizione molto ampia, ma di punti franchi in Italia così strutturati c'era solo Venezia. Quindi è evidente che io non sono convinto che esistano vestiti un'unica taglia, no, one size fits all. Noi dobbiamo avere esattamente quello che serve a noi, non inseguire direttamente o esclusivamente quello che viene dato a porti vicini e limitrofi, sui quali peraltro io suggerisco di andare magari ogni tanto a verificare quali sono i dati dei traffici e a vedere, a capire che rispetto a un porto multitraffico e che risponde a tantissime esigenze del territorio come quello di Venezia, che ha una diversificazione di prodotti e di mercati di riferimento, altri porti sembrano estremamente competitivi, ma poi non lo sono, perché se andiamo a fare il netto, per esempio, del mercato petrolifero, alcuni porti limitrofi non hanno le stesse capacità di attrattiva e le stesse capacità di penetrazione all'interno dei mercati di riferimento dell'area del nord Italia come ce l'abbiamo noi. Aggiungo anche che nell'ottica dei traffici sempre più crescenti, che sono quelli sulla direttrice est-ovest, è una regola base della logistica che uno per venire a ovest non torna ad est per poi ritornare ad ovest. Questo direi che qualsiasi imprenditore qui lo può capire abbastanza immediatamente senza dover fare ricorso a grandi elucubrazioni di scienza. Quindi è evidente che noi abbiamo tutte le possibilità per fare e fare molto bene. Peraltro, visto che immagino magari qualcuno lo tirerà fuori, no? C'è una grande epocale opportunità che si chiama Via della Seta. È una grande opportunità non solo per noi ma per l'intero pianeta, sposta completamente l'asse geopolitico del pianeta non più sulla parte atlantica ma sulla parte, diciamo, continentale, caucasica e poi dell'asse dell'est. Paradossalmente abbiamo la Cina che parla di libero mercato e l'America che parla di protezionismi e dazi doganali. È un grande cambiamento anche questo, insomma, di mentalità, nessuno se lo sarebbe aspettato 10 anni fa. Noi non alla chetichella, ma perché in silenzio, perché non abbiamo bisogno di fare di più. Noi siamo il terminale occidentale della Via della Seta. Non c'è un PowerPoint, una presentazione, una brochure, una riunione dove i cinesi tutti, poi andiamo a vedere poi chi fa cosa, perché poi i cinesi sono stati bravi perché parlano di Via della Seta, poi hanno sguinzagliato 1 milione di cinesi in giro per il mondo a offrire più o meno business sulla Via della Seta. E noi dobbiamo essere intelligenti italiani a sufficienza, visto che l'abbiamo fatto per 1200 anni, anche di più, a capire chi viene a venderci come dire, le perline e chi viene invece a venderci o comunque a proporci cose significative che possono contribuire alla crescita e allo sviluppo del territorio. Questa grande opportunità va colta, ripeto, secondo i nostri interessi e secondo le nostre necessità. Cioè la cosa più importante, detta in soldoni, rispetto al Veneto, di cui noi di fatto siamo lo sbocco a mare, c'è l'assicurazione di portare una parte consistente dei traffici, no? Di questa Via della Seta attraverso il porto di Venezia. Questo è il dato principale, perché attraverso i traffici, che non sono solo traffici, noi possiamo, assieme a un'estensione o a una rimodulazione della zona franca o della creazione di una ZES, creare all'interno del porto attività, visto che abbiamo le aree. No, la grande deindustrializzazione di Porto Marghera negli anni 90-2000 è stato uno shock, ma dall'altra parte oggi è diventata un valore, ci dà un sacco di spazi da offrire a voi che siete imprenditori, se volete intraprendere qui, e anche a qualche investitore straniero, perché il combinato disposto di un regime doganale agevolato, di un'implementazione e un efficientamento della catena logistica a terra. Attenzione che noi facciamo porto, ma la legge adesso ci permette anche di fare logistica e di spingerci addirittura a fare pianificazione assieme agli interporti e assieme alle altre realtà che sul territorio si occupano di movimentazione di merci. Se noi mettiamo insieme tutti questi puntini, i grandi traffici provenienti o potenziali dalla Via della Seta, la capacità di avere un regime doganale fiscale agevolato all'interno del porto, gli spazi dove far insistere attività logistiche a valore aggiunto, non solo il carico, lo scarico del contenitore piuttosto che della merce, quanto la lavorazione e la semilavorazione. Vedete che mettendo insieme tutti i puntini noi abbiamo un insieme di asset competitivi che altri porti
Non hanno e non avranno mai, perché madre natura è un limite spesso invalicabile. Se dietro hai le montagne non puoi fare piazzali, se dietro hai colli di bottiglia non puoi velocizzare e implementare la capacità di arrivare a destino. Se dietro non hai la Val Padana con la sua produzione, con la sua manifattura e poi con la siderurgia del bresciano, non puoi essere un mercato di riferimento, un porto attrattivo per portare certi tipi di merce. Questo possono provare a stabilirlo per norme, per decreti, per proclami, non cambierà mai. L'economia è il mercato che decide. Noi su questo ci sentiamo abbastanza sicuri. Chiaro, tutte queste cose devono girare attorno a una capacità, una visione strategica complessiva di cui il porto è una parte. Poi ci deve essere un lavoro concertato sicuro con la Regione, un lavoro concertato e sicuro con la città metropolitana e il Comune di Venezia, un lavoro sicuramente di grande dialogo secondo me con appunto la rete aeroportuale, che non è solo Venezia, appunto si svolge anche su Treviso, rispetto alle infrastrutture, e ovviamente con gli imprenditori della nostra area di riferimento, che in questo momento, ripeto, secondo me è perlomeno regionale, con i quali dobbiamo discutere e dialogare. Io non vengo, come dire, dallo saggio della montagna a darvi le soluzioni, io vengo a parlare con voi per capire assieme a voi quali sono le migliori misure che noi possiamo mettere in piedi nel breve, medio e lungo periodo per garantire che il porto di Venezia, di cui quest'anno come Porto Marghera celebriamo i 100 anni, non abbia solo 100 anni dietro le spalle da celebrare, ma sia proiettato a celebrarne altri 100 nel futuro di sviluppo e di crescita, come è stato garantito dal porto negli ultimi 100. Non ci sarebbe, lo dico senza tema di smentita, non ci sarebbe stato il ricco nord-est e lo sviluppo della grande manifattura del nord-est se non ci fosse stata la cesura di gateway del porto di Venezia, che permetteva di importare le materie prime e di esportare le materie finite, insomma. Quindi questo è ancora il grande ruolo che una infrastruttura come quella di Venezia, e attenzione, non dimenticatevi che il sistema portuale adesso comprende anche Chioggia, che può essere un altro valore aggiunto. Adesso non l'ho toccato direttamente, poi se volete magari facciamo un'altra domanda, però insomma noi abbiamo la possibilità di fare e di fare molto e bene. Se ci dimentichiamo una parte consistente delle dietrologie bizantine e veneziane, se ci concentriamo sulla palla, no? E non sulle urla dello stadio, e se andiamo tutti insieme nella direzione di portare a casa lo sviluppo del nostro territorio. Le premesse ci sono tutte, lavoriamo ognuno nel proprio ambito in squadra, collettivamente, magari un piccolo richiamo anche ai nostri rappresentanti, se volete, parlamentari politici romani, che dovrebbero fare molta più squadra a prescindere dai colori politici e portare il risultato sul territorio. Poi sul territorio, fra virgolette, ve lo vendete come volete, perché poi torniamo all'assunto principale di prima, no? Altre realtà, altri porti, altri territori così hanno fatto e così sono riusciti magari a diventare un po' più competitivi rispetto a quello che erano precedentemente. Noi fino ad oggi non abbiamo avuto la stessa attenzione da parte della nostra comunità, diciamo, proiettata su Roma. Questo è per esempio un bel, positivo, non critico, richiamo a fare squadra, a fare sistema, che è un bel termine che si usa tantissimo, che è molto di moda, ma che va praticato, non va detto. Benissimo, grazie per il momento. Se riusciamo a essere così... Guardate, abbiamo detto che non è un convegno, gli applausi si fanno ai convegni, questa è una cosa di lavoro e quindi non siete obbligati a fare l'applauso. Se però vi convincono particolarmente le tesi espresse, ovviamente tutto è legittimo. Non tirate pomodoro. Non tirate, ecco, esatto. Enrico Marchi. Quanto a capacità di attrarre investimenti anche internazionali, l'aeroporto di Venezia anche negli ultimi tempi ha dato una dimostrazione certamente di essere un business attrattivo. Certamente però le prospettive di un'infrastruttura così importante e che così tanto è cresciuta negli ultimi anni pongono un'esigenza di questo tipo sempre più forte, con maggior forza. Allora, dovendo raccontare le potenzialità di un aeroporto come quello di Venezia, ma anche gli ostacoli da superare per renderlo più attrattivo, il Presidente di Save, senza polemiche naturalmente, come suo solito, cosa può raccontarci? Più che polemiche penso di aver fatto dei fatti.
Non ci sono E dubbi. poi li citerò anche questi fatti. Innanzitutto anch'io voglio, come ha fatto il Presidente Musolino, fare un plauso a questa iniziativa, perché credo che uno dei temi importanti e forse delle carenze del nostro territorio sia quella di passare dalle parole, fare il sistema, a farlo veramente coi fatti, la capacità di interagire tra le varie componenti essenziali del sistema. Per questo penso che sarà importante non quello che diciamo oggi, sarà importante quello che ci diciamo oggi, ma sarà soprattutto importante quello che saremo capaci da domani mattina di fare insieme, perché sapete, come si dice, c'è un detto che dice che alla fine tutte le grandi idee si traducono in duro lavoro. E quindi è importante il duro lavoro che si fa tutti i giorni, con tenacia, con costanza, cercando di superare gli ostacoli che naturalmente si frappongono alle nostre idee. Oggi il tema è investire a Venezia e quindi dovrei fare un po' forse il rappresentante, cercare di vendere Venezia agli investitori, questo è quello che forse si chiede a noi. Allora io dico che Sì, a Venezia fai il ci sono... piazzista di Venezia. Faccio il piazzista di Venezia, io dico che ci sono grandi potenzialità a Venezia. Venezia è amata da tutto il mondo. Io dico che certe volte è amata anche un po' troppo e trasferisce questo amore in giudizi, per esempio, approssimativi che creano problemi anche a noi. Il tema, per esempio, delle grandi navi, i giudizi con cui la comunità internazionale parla delle grandi navi, io trovo che siano spesso superficiali e approssimativi e creano ulteriori difficoltà, invece che aiutare Venezia creano ulteriori, ulteriori problemi. Ha un'industria che sta crescendo. Noi abbiamo da un lato tante difficoltà nelle industrie tradizionali, abbiamo dall'altro un'industria che sta crescendo in tutto il mondo a ritmi grandissimi e noi non siamo capaci di cogliere queste opportunità. Abbiamo le compagnie di crociera che ci chiedono solo fateci arrivare da destra, da sinistra, dalla Giudecca, da Malamocco, ci chiedono non di arrivare per un certo percorso, ci chiedono solo di arrivare a Venezia e noi non siamo capaci di farle arrivare a Venezia. Ancora. Siamo molto fiduciosi perché bisogna avere speranze, però questa è la capacità di passare dalle parole all'execution. Sapete come si dice le business idea all'università? Le idee le hanno tutti, la capacità deve essere quella di trasferire concretamente le idee nei fatti ed è qui che forse noi manchiamo. Tempo fa ho letto un brillante concetto espresso dal sindaco Brugnaro che mi è molto piaciuto e che credo rappresenti bene le potenzialità di Venezia. Ha detto Venezia potrebbe essere la Dubai europea. Niente di più azzeccato. Dubai ha il petrolio, aveva il petrolio, sul petrolio e sul deserto ha costruito un impero. Noi abbiamo il brand Venezia, un brand importantissimo che va naturalmente gestito e curato, perché è un brand che deve essere gestito con delicatezza, con accuratezza. Sappiamo tutti i problemi, la delicatezza della laguna, di Venezia e tutti questi temi, però è un tema per il quale un brand che bisogna avere il coraggio di gestire, come hanno fatto i nostri antenati veneziani che sulle isole della laguna hanno costruito Venezia. E io dico spesso che se i nostri a quel tempo ci fossero stati certi verdi, forse oggi avremmo solo una laguna impestata di zanzare e invece che avere una meraviglia del mondo. Dico, abbiamo grandi potenzialità di costruire, per esempio, l'aeroporto è una di queste, costruire per esempio dei poli economici alle spalle di Venezia che consentano di allargare il bacino e il PIL veneziano, non solo riducendo al turismo che consuma Venezia, ma cercando di ampliarlo e sfruttare il turismo per dare qualcosa di più e per creare qualcosa di più. Vediamo allora l'esempio dell'aeroporto. Tra l'altro ha ricordato bene il Presidente Musolino, l'anno prossimo abbiamo una grande occasione a Venezia, l'anno della Via della Seta. Il 18 gennaio, se non ricordo male, ci sarà a Venezia il convegno di apertura. E io sto lavorando, per esempio, stiamo lavorando tutti insieme perché prima si riesca ad avere anche un volo diretto con la Cina e si riesca, facendo sistema, a collegare la Via della Seta non solo con le navi, anche con gli aerei.
Per quanto riguarda il tema delle potenzialità, ecco, credo che le potenzialità di Venezia siano limitate solo alla nostra capacità di immaginare dei progetti e di eseguirli. Io spesso ho pensato nella mia attività imprenditoriale che di impossibile certe volte c'è solo quello che noi riteniamo tale. E l'esempio è stata la crescita dell'aeroporto. Io quando sono arrivato all'aeroporto mi dicevano ma no, è inutile puntare sui voli intercontinentali perché ci sarà sempre Milano e Roma, noi porteremo solo i passeggeri a Milano e Roma. Spendere milioni perché far partire un volo intercontinentale significa investire milioni di euro perché va a break even dopo 3-4 anni un volo intercontinentale. Noi ci abbiamo provato con Venezia, con New York e oggi voi conoscete, perché penso che tutti voi avrete preso i voli intercontinentali e il nostro progetto è un nuovo volo intercontinentale ogni anno. Le potenzialità ci sono, Papetti ha detto che l'aeroporto è cresciuto molto, ma siamo solo all'inizio delle potenzialità. Io sono pronto a ritornare qua tra qualche anno raccontandovi quello che avremo fatto da oggi al futuro. Per quanto riguarda quello che abbiamo fatto finora, noi credo oggi siamo il primo investitore a Venezia. Negli ultimi 4 anni abbiamo investito 300 milioni di euro. Da quest'anno e per i prossimi 5 anni noi investiamo in aeroporto 100 milioni di euro ogni anno. Ma non sono fondi pubblici, sono fondi della SAVE, autofinanziati con l'attività di impresa come fanno tutte le imprese private, senza chiedere una lira o un euro a nessuno. 500 milioni nei prossimi 5 anni. Credo che siano cifre significative e importanti. Il nostro traffico è per l'86% internazionale contro una media di circa il 60%. Abbiamo per vendere Venezia quindi le capacità di connessione, la connettività che è un fatto importantissimo per un territorio. Oggi si dice che avere un grande aeroporto è quasi una precondizione per lo sviluppo di un territorio. Noi il grande aeroporto ce l'abbiamo, adesso cerchiamo di fare tutto il resto. No, scherzo, naturalmente vado un po' per iperboli, ma rende l'idea. Dicevo, abbiamo 86% di traffico internazionale, abbiamo oltre 50 compagnie, che oggi credo siano 54 compagnie di tutto il mondo, che ci collegano con oltre 100 destinazioni in tutto il mondo. E continueremo a crescere, ripeto, con voli nazionali, europei e intercontinentali. Oggi noi siamo andati immaginandoci le difficoltà di Alitalia già molti anni fa, non siamo stati presi in contropiede per esempio, oggi il vettore nazionale ha problemi, voi conoscete tutti i problemi dell'Italia, per noi non è un problema l'Italia, perché ci siamo presi per tempo, abbiamo attirato a noi 50 compagnie, l'attrattività di Venezia. Oggi per noi, se Alitalia viene sostituita da Ryanair, è un'opportunità, perché il traffico crescerà. È un tappo che viene tolto. Io so che dico delle cose magari non politicamente proprio corrette, ma questa è la sostanza che si va ai fatti. Per quanto riguarda, quindi, dicevo, il tema dello sviluppo, l'aeroporto c'è, continuerà a svilupparsi sia come destinazioni sia come investimenti. Gli aeroporti però sono una grande opportunità non solo per quello che succede all'interno dell'aeroporto, ma anche per quello che succede al di fuori dell'aeroporto, nelle aree circostanti l'aeroporto. E qui purtroppo veniamo ai mali veneziani. Ai tempi, io ricordo ogni tanto che ai tempi di Volpi, Cini e Gaggia, l'ultimo periodo d'oro, diciamo, l'ultima stagione d'oro di Venezia, quando è stata fatta la Ciga, Marghera, la Biennale del Cinema, eccetera, si diceva che Venezia rischia di affondare nelle chiacchiere non meno che nella laguna. Ecco, l'esempio per quanto mi riguarda è il quadrante di Tessera. Io avevo firmato col sindaco Cacciari un progetto importantissimo per dare corpo a grandi progetti di sviluppo in quell'area. È cambiato il sindaco, ha cancellato tutto a proposito della certezza del diritto. Questa è la cosa che manca forse, avere più certezza del diritto. Ora io sono convinto che col sindaco Brugnaro riprenderemo a tessere le fila, però si tratta, come dice in Veneto, si dice che fare e disfare è sempre un gran lavorare. Sarebbe meglio fare e non disfare ogni volta. Comunque oggi riprenderemo a fare. Il quadrante è un tipico esempio di quello che potrebbe succedere intorno all'aeroporto. Chi di voi oggi, io mi ricordo sono stato uno dei primi voli che ho fatto quando ero ragazzo all'aeroporto Charles de Gaulle a Parigi,
c'era una landa desolata intorno. Oggi quando voi andate a Parigi vedete cosa c'è intorno all'aeroporto de Gaulle, alberghi, logistica, uffici, e non stiamo parlando, che sia chiaro, dei soliti centri commerciali, che abbiamo detto ce ne sono tanti, stiamo parlando di iniziative collegate all'aeroporto, alla logistica. Si era parlato di un parco a tema potrebbe essere lo stadio, ecco, iniziative che sono alimentate dall'aeroporto e che a loro volta alimentano il traffico dell'aeroporto. Ecco, mi pare di aver già fatto abbastanza il piazzista per il momento e quindi poi sono a disposizione. Benissimo, grazie anche a Enrico Marchi, vedi come sono disciplinati, non applaudono, ma non perché... No, scherzavo naturalmente. Allora, Matteo Zoppas, il Presidente dell'Autorità Portuale, ci ha raccontato che, insomma, magari ci sono poli portuali vicini che si vendono molto bene, ma le potenzialità, la collocazione, le strategie del porto di Venezia sono tali da renderlo potenzialmente, non dico inavvicinabile, ma certamente di garantirgli capacità di sviluppo notevolissime, pur con tutti i problemi che sono stati accennati e che ben conosciamo. Marchi ha fatto il piazzista di Venezia e del suo lavoro, ma è indubbio, e non certo perché l'avevo sottolineato io all'inizio, che l'aeroporto di Venezia è tra le strutture aeroportuali di questo Paese e non solo, quello che negli ultimi anni è cresciuto maggiormente sia in termini di traffico sia in termini di ruolo strategico nell'ambito delle strutture aeroportuali di un'area più vasta che non si limita all'Italia. Ecco, in questo contesto la capacità di Confindustria, cioè del soggetto aggregatore di tutti i soggetti imprenditoriali rispetto in questo rapporto di domanda e offerta tra chi produce, chi ha potenzialità di sviluppo e chi può fornire risorse finanziarie, qual è e come si colloca? Prego. Intanto ringrazio sia Enrico che Pino per gli interventi che hanno fatto e hanno anticipato molti temi che a mio avviso sono molto centrali in questo periodo. La tua domanda è stata soprattutto, torno indietro un attimo, il ritorno dell'investimento. Certo. E torno su questa domanda perché quando un imprenditore parla del ritorno all'investimento, tu hai chiesto quando ritorna l'investimento, naturalmente si parla di un investimento iniziale e dei ricavi che meno costi mi consentono di coprire quello che io sono andato ad investire. Che cosa succede a Venezia? A Venezia abbiamo un plus che è stato detto tra le righe negli interventi che mi hanno preceduto, che si chiama Made in Venice. Mi sembrerebbe assurdo pensare che un investitore non trovi un vantaggio nell'essere a Venezia per il fatto proprio di poter chiamare il proprio prodotto o comunque la propria attività come Made in Venice. Io sono tornato ieri dall'America dove solo il fancy food che parla di cibo, ma in tutti i comparti che possano esserci produttivi, chiunque possa chiamare il proprio prodotto Made in Italy ha un vantaggio che gli garantisce un quid di marginalità. Chiamarlo Made in Venice aumenta ancora di più questo vantaggio. Allora c'è da chiedersi perché, pur avendo questi vantaggi che non sono solo quelli del Made in Venice, ma sono anche dei vantaggi logistici, dei vantaggi di posizione, tutti quelli che sappiamo dell'essere a Venezia, nonostante questo tanti imprenditori non stanno investendo oggi a Venezia. Possiamo farci una colpa anche noi probabilmente, oppure no. Io credo che la prima colpa che abbiamo è quella di parlare in chiave negativa spesso e volentieri di qualcosa che è molto positivo ed è molto potenzialmente attrattivo.
guardiamo a parte naturalmente le aree che in realtà si stanno anche espandendo o comunque che hanno un potenziale dietro l'angolo, però quando io penso a Venezia, quando penso ad investire a Venezia, la prima cosa che viene in mente è Marghera. Marghera è passata da 40.000 addetti a 11.000 addetti per delle situazioni congiunturali, per delle evoluzioni tecnologiche, per delle situazioni che abbiamo in qualche modo subito. Oggi per rilanciare Marghera di che cosa c'è bisogno? Che ci sia quello che hai chiesto tu, un ritorno su un investimento. Perché ci sia un ritorno su un investimento, basta questo oppure no? Ci sono degli imprenditori che oggi stanno su Marghera che sono disposti ad investire nelle proprie attività e quindi espanderle per rioccupare Marghera. Ci sono degli investitori italiani o esteri che hanno voglia di venire in Italia. Un plauso al sindaco che all'inizio del suo mandato è andato a prendersi i cinesi, li ha portati qua, gli ha fatto vedere Marghera e gli ha parlato bene di Marghera, cercando di vendere qualcosa. Un po' come Enrico vuole fare il piazzista, credo che sia giusto che tutti noi cominciamo a dare dei messaggi positivi. Scusatemi l'estrema semplificazione, però di fatto un imprenditore che da fuori, ma non da fuori dall'Italia, da fuori Venezia, si affaccia a quello che ci può essere a Porto Marghera, se solo legge i giornali dice prendo me ne vado da un'altra parte. Allora basta parlare male. No, dico i giornali, mica è colpa sempre dei giornali. No, i giornali sono un canale che trasmette quello che viene detto da altri soggetti. Allora basta parlare male di Marghera. Marghera è assolutamente un posto, un luogo dove ci sono le infrastrutture, dove ci sono delle convenienze a produrre. Sei su Venezia, hai la possibilità di produrre e che ben venga. Poi l'evoluzione della parte portuale e logistica. Pino, tu sei arrivato da poco, però di fatto sappiamo qual è il grosso problema. Il grosso problema è che qualche anno fa, quando probabilmente si sapeva già quanto avrebbero pescato le navi, si è deciso di tirare una riga sugli 11 metri di pescaggio. E non solo, oggi c'è un grossissimo problema, che quando saranno chiusi le paratie del Mose, c'è una conca di navigazione, che lo sappiamo tutti da tanto tempo, non ti permette, perché non è stata concepita nel modo giusto, va rifatta, va reinvestito, eccetera, eccetera, non ti permette di passare con il traffico logistico. Che cosa facciamo? Abbiamo i problemi sotto gli occhi. Questo è un problema non da poco, perché nella vocazione, diciamo, di Marghera, del futuro di Marghera, bisogna anche decidere, qua lo dico perché è legato a questo tema, che cosa si voglia essere un domani. Cosa vogliamo essere? Più industriali, più logistici, più cosa? Questa è una cosa dove probabilmente nessuno lo può decidere di fatto, lo deciderà l'evoluzione delle varie situazioni, dei vari comparti economici che ci stanno, che può essere il turismo, che può essere l'industria, che può essere la logistica, eccetera, eccetera. Ma è chiaro che se io creo già dei paletti come questo, io non posso parlare dal giorno alla notte di logistica quando di fatto non posso più entrare con le navi. Allora dovrò cominciare a parlare di qualcos'altro fondamentalmente. Oppure dovrei sedermi a tavolino e dire risolviamo questo problema. Solo che qua torno a un concetto che è stato espresso sia dal dottor Marchi che dal dottor Musolino, del fare le cose insieme. Io credo che mai come oggi a Venezia ci sia, soprattutto per quanto riguarda ciò che ruota intorno agli interessi economici, una assonanza o comunque un allineamento delle forze politiche. E allora perché non riusciamo a fare le cose? Cioè noi imprenditori che ci affacciamo a voler fare un investimento, intanto abbiamo un grosso problema, nel senso che probabilmente nel subconscio qualcuno ci dice ci vuole più tempo a risolvere un problema che il mandato medio di un politico. Allora, questo già ci fa dire investiamo su qualcosa che deve darci, che è legato a delle risposte che sono più lunghe di un mandato. Sto parlando naturalmente delle grandi navi, sto parlando della situazione del Mo, sto parlando di tante altre cose. Non solo, guardiamo anche la situazione delle grandi navi. Tutta la politica in questo momento è in qualche modo allineata su voler trovare una soluzione al fatto delle grandi navi. Ma non è colpa né del sindaco né dell'assessore né di qualcuno in particolare se non si riesce a trovare una soluzione. Di fatto a Venezia c'è un sistema
è il sistema, diciamo, il risultato del funzionamento del sistema che fa sì che non si riescano a trovare delle soluzioni. Probabilmente mi lego a quello che dicevi prima, Enrico, delle chiacchiere, no? Ci si perde nelle chiacchiere, ci si perde in tante cose, ci si perde in tante situazioni, e chi vuole lo può capire, dove tante situazioni vengono strumentalizzate senza prove certe scientifiche affinché non si vada a trovare la soluzione finale. Allora io mi auguro che si voglia parlare bene di Marghera, si voglia parlare bene di Venezia, perché non si può parlarne in altro modo. Io mi auguro che ci siano tanti piazzisti di Venezia e di Marghera, perché quello che dobbiamo fare è la nostra responsabilità di riuscire a rivenderlo, perché oggi come oggi, risolte alcune tematiche burocratiche che sono sicuro che tutti i presenti che hanno l'autorità e l'autorevolezza per poterlo fare sono in grado di risolverle, possono dare la confidenza e la certezza agli imprenditori di Venezia, del Veneto e non solo, che se vengono a investire a Venezia non possono che avere un ritorno sull'investimento, soprattutto perché vendere Made in Venice in Italia e all'estero è un quid che non possiamo lasciarci perdere. Grazie, grazie a Matteo Zoppi. Rispetto alla scaletta abbiamo ancora una decina di minuti, quindi Musolino vedo che incalza per dire la sua, prego, faccia il piazzista. No, io il piazzista lo faccio assai, guardi che io questa settimana ero a Bruxelles martedì a parlare di Via della Seta, ieri e mercoledì ero a Genova allo Shipping Week, faccio il piazzista veramente come insomma, un agente di commercio. Al di là di questo, sono molto contento insomma, di alcuni degli spunti che sono stati lanciati, perché magari finalmente dopo tanti mesi e settimane dove mi sono, come dire, trattenuto e evitato di commentare alcune cose, qui, visto che sono state sollevate in chiarezza, magari proviamo anche a rispondere in chiarezza. Allora, ha ragione da vendere Enrico Marchi quando parla di una industria importante, diamo anche qualche numero, no? Il 3,26% del PIL della città viene rappresentato dal mercato delle crociere, che non è una cosa che si può buttare nel bagno e tirare l'acqua a cuor leggero, in una città, specialmente la città storica, che da 30 anni perde posti di lavoro e perde abitanti con ritmi vertiginosi. Il 4,11% dell'intera forza lavoro della città. Però di questo nessuno ne parla, perché io credo, e io chiedo, io sono un veneziano, sono nato e cresciuto alla Giudecca, figuratevi se voglio sventrare la laguna, lungi da me. Però io chiedo come si può dire no e buttare via un'economia importante in crescita potenziale senza dare un'alternativa seria. Cioè il no e basta non è una risposta, non è una soluzione e non è una pianificazione di alcunché. È approssimazione ed è buttare via un'occasione, un'opportunità di crescita e sviluppo, se volete, da una parte perché c'è un po' di puzzetta sotto al naso e dall'altra perché forse evidentemente c'è scarsa empatia verso quelli che non hanno un posto di lavoro. Qualcuno recentemente ad alcune iniziative culturali di alto livello mi ha detto: ah madonna, sono bruttissime quelle navi da vedere, sono veramente brutte. Io dico che siccome la bellezza risiede nell'occhio di chi guarda, per quella persona sono brutte le navi da vedere, per me sono brutti da vedere 4.500 disoccupati del comparto delle crociere in giro per la strada senza un lavoro. Se non si dice questo, non si fa nessuna pianificazione politica in questa città, si fanno solo grandi, scusate il termine, pippe demagogiche, che non servono a nessuno. Però se qualcuno, fa parte della storia di questa città, se andate a vedervi le discussioni tra il 1907 e il 1917, quando c'era la discussione tra i neo-insularisti e quelli che volevano il porto ai Bottenighi, lo ricordava bene Enrico Marchi, e dicevano esattamente le stesse cose. Leggete i resoconti dei giornali dell'epoca, togliete i nomi, cambiate i nomi, mettete nomi diversi, potrebbero essere articoli di giornale di oggi. Quindi questa città ce l'ha un po' nella storia sua, no? Un certo atteggiamento refrattario rispetto all'innovazione, rispetto al cambiamento positivo, perché è conservatrice dentro. Però oggi c'è poco da conservare, perché se non ci diamo una svegliata e non mettiamo a reddito molto velocemente tutte le nostre opportunità e potenzialità, i treni passano, addirittura passano proprio le stazioni, non ci vediamo più e non c'è un piano B se noi ci perdiamo altri 10 anni a parlare al nostro ombelico, non c'è neanche un piano C. E su questo va detto e va fatto, e non è che il Presidente dell'autorità di sistema portuale ha bacchette magiche, però abbiamo presentato una serie di soluzioni assolutamente fattibili, sostenute dalla scienza, sostenute dalla ricerca, dalla competenza,
E però, nonostante tutto, si vuole portare la discussione su quello che non sta in piedi, presentando, credetemi, io non pensavo che potessero arrivarmi 3 progetti alla settimana di soluzioni alle grandi navi. Sta gente evidentemente o è bravissima o non ha un sacco di tempo da perdere, perché oggettivamente per fare i progetti e soluzioni ci vuole tempo, ci vuole capacità e bisogna essere anche magari del settore, non è che ci si può improvvisare. Invece a noi arrivano 2, 3, 4 soluzioni innovative alla settimana. Uno per esempio mi ha detto: portiamole col treno i passeggeri delle navi. Ho detto: caspita, che bella idea, non ci avevamo pensato prima, forse dovevamo considerarlo. Adesso, al di là delle battute, c'è sicuramente la possibilità di sostenere il mercato delle crociere e di trovare una soluzione se tutti quanti smettono di parlare a vanvera e tornano a parlare con dati veri, con dati scientifici, anche per quanto riguarda la salvaguardia della laguna. Per esempio, qualcuno di altissimo livello, che non citerò perché sarebbe sgradevole, dice che l'elemento lagunare è talmente antropizzato che non c'è un ritorno potenziale a un bilanciamento idilliaco della laguna come ambiente naturale. Appunto, ricordava Enrico, la città stessa è uno sfregio alla laguna, perché è cresciuta sulle velme, sulle barene sulle quali insisteva. Un'idea assolutamente, se volete, visionaria dei nostri progenitori ha creato la città più bella del mondo. Se avessimo seguito questa logica avremmo mantenuto le velme e le barene, probabilmente tutto sarebbe interrato perché c'era il Brenta e la laguna non ci sarebbe più. Ma di che cosa stiamo parlando? Ma di che cosa stiamo parlando? Continuiamo a buttare 200.000 croceristi in meno quest'anno, posti di lavoro veri di persone che hanno il mutuo da pagare, che hanno la possibilità di dover andare a casa, magari parlare a un genitore o a un figlio e dirgli: boh, non lo so, il mese prossimo non si arriva da nessuna parte. Se non si ha il realismo, il buon senso di parlare così, altro che investimenti che perdiamo interi comparti. Per quanto riguarda l'evoluzione della conca di navigazione, cioè la parte di conca di navigazione, non voglio commentare a sufficienza perché lì potrei anche diventare sgradevole e volgare, ma come si fa un paese serio che sviluppa la conca di navigazione così come l'ha fatta, 653 milioni di euro di investimento, e nel corso d'opera, negli stati di avanzamento dell'opera, non si accorge che quella cosa non servirà a rispondere alle necessità per le quali è costruita, ma non aspetta la fine dell'opera per dire: porco cane, questa cosa non sta in piedi, la ferma, fa qualcosa, ci si muove, si agisce. Non si può pensare di piangere adesso perché la conca è sbagliata, e non possiamo neanche dire che la conca è sbagliata perché è stata fatta a regola d'arte, se no il mio amico Linetti si arrabbia. È stata fatta a regola d'arte, il problema è che il progetto è sbagliato. Ma chi è che li fa i progetti? Ma chi è che li approva i progetti? Ma com'è che vengono fuori i progetti? Sono funghi, crescono di notte in laguna. Cioè, scusate, io mi trovo con una grande possibilità, una grande realtà. Io sono estremamente orgoglioso di essere presidente del porto, però possiamo anche dire che il portato di X anni recenti sta zavorrando in maniera drammatica la possibilità di capacità di attrattiva di investimenti di questo porto. Lo vogliamo dire? Perché ci saranno anche dei nomi e cognomi ogni tanto di responsabilità. Lo vogliamo talmente dire che siamo qua proprio per questo, per andare oltre. Andiamo oltre, però attenzione, andare oltre significa anche sapere dove siamo. Certo. Sapere dove siamo, perché altrimenti andiamo oltre di nuovo a casaccio e magari facciamo altri 653 milioni di euro di buco o anche oltre. Cioè noi dobbiamo fare veramente mente locale e capire che non è più il tempo, non possiamo più permetterci né di perdere tempo né di perdere risorse e infrastrutture. Dopo, Matteo, hai ragione, sul discorso accessibilità nautica, sì, è un limite, ma attenzione che non siamo al pieno della capacità. Io parlavo ieri con l'amministratore delegato di Cosco, tanto per citarne uno, in Italia, e gli ho detto: guardate che se voi le 2 navi di servizio settimanale che ci portate dal Pireo e che ci vanno benissimo sono da 3.000 TEU, se noi riuscissimo ad avere la capacità, perché i traffici crescono, di raddoppiare quelle dimensioni che entrano già oggi, le 6.000 entrano, noi tranquillamente aumentiamo o raddoppiamo quasi la nostra capacità di contenitori, senza dover dire non c'è l'accessibilità nautica. Cioè, prima di andare a spaccarci la testa dicendo ma ci sono dei problemi enormi, quant'altro, adesso non entro nei dettagli, ma abbiamo un sacco di capacità ancora da colmare, che possiamo riempire andando a efficientare le situazioni che abbiamo già e che non sono ancora al massimo della loro possibilità e potenzialità. Poi, o meglio, assieme al tempo stesso faremo anche i ragionamenti necessari per creare ulteriore sviluppo. Però è evidente che noi non possiamo imbarcarci in cose che da un punto di vista trasportistico, tecnico, logistico non stanno in piedi. Perché si andava a Marghera? Si andava a Marghera perché la città storica non aveva connessione ferroviaria, non aveva connessione stradale, e se si voleva fare una connessione con l'industria veneta bisognava avere un'autostrada, una ferrovia. E poi adesso torniamo al centro del mare a parlare di infrastrutture che non serviranno a nessuno. Dobbiamo fare quelle che servono. Enrico?
Ma io, continuando sul filone del piazzista, avrei uno slogan per chiudere che mi piacerebbe diventasse un po' un filo conduttore. Lo slogan potrebbe essere: a Venezia si può fare e si fa. L'aeroporto in questo senso... Esatto. Cerchiamo di... Signor Sindaco, cerchiamo di contenerci. L'aeroporto in questo senso è un esempio... Il riferimento era alla Reyer, il riferimento era alla Reyer. Per favore, Dicevo, lì in prima fila. L'aeroporto in questo senso è un esempio. Noi siamo passati dal 2000 a oggi da 4 a 10 milioni di passeggeri. Forse non tutti hanno chiaro che in aeroporto ci sono oggi circa 9.000 addetti, un polo occupazionale di 9.000 persone e che è in crescita. E noi siamo passati dall'essere uno dei tanti medi aeroporti italiani a essere uno dei 3 sistemi intercontinentali italiani. Oggi, quando il Ministro chiama a Roma i principali aeroporti per illustrare il contributo del sistema aeroportuale italiano alla crescita del nostro Paese, una volta avrebbe chiamato Roma e Milano, adesso ha chiamato Roma, Milano e Venezia. A me piacerebbe che ci fossero molte occasioni in cui i vari ministri chiamano a Roma, Milano e Venezia, perché vuol dire che abbiamo costruito delle realtà importanti. E vorrei che in questo senso noi abbiamo lavorato con grande dedizione, puntando ai numeri, alla qualità, che è stata riconosciuta a livello internazionale, tanto è vero che l'anno scorso abbiamo fatto un manifesto che si intitolava Orgoglio veneziano. Ecco, io spero che l'aeroporto sia sempre un orgoglio veneziano e che accanto a questi, accanto all'aeroporto, possiamo creare molti altri orgogli veneziani. Grazie Enrico. No, voglio solo fare una precisazione. Oggi non è una giornata dell'orgoglio veneziano, anche se l'orgoglio è fondamentale. È una giornata in cui si cerca di mettere in fila non solo gli elementi di criticità che è giusto affrontare, che è giusto valutare di questo territorio, ma anche le potenzialità che forse sono assolutamente superiori alle criticità e che forse non sono sfruttate adeguatamente. Matteo Zoppas mi chiedeva la possibilità di dire un'ultimissima cosa per chiudere questa prima. So che siamo in ritardo, quindi vado velocissimo. Non so se è passato bene il messaggio prima. Oggi siamo per alcuni comparti e sempre di più, qui c'è un esponente delle banche di un certo livello che questo può probabilmente certificare, siamo all'inizio di una ripresa economica che fino a un anno fa non ci sentivamo ancora di essere fiduciosi in tal merito. Quando si parla di ripresa economica, naturalmente uno dei primi risvolti è quello degli investimenti. Stiamo parlando di investire in Venezia, da qui a qualche anno se noi creiamo un terreno florido sul quale investire, con tutto quello che ci siamo detti prima, anche con naturalmente un importante occhio a tutta la parte amministrativa, burocratica, ma credo che stiamo andando anche in quella direzione, con un sindaco che è molto sensibile a questo tipo di tematiche. Questa è la base fondamentale per poter investire. Capacità disponibile, l'importante è che sia una capacità disponibile a un costo migliore rispetto alle soluzioni alternative, altrimenti le aziende percorrono altre strade, ma questo abbiamo visto naturalmente con le soluzioni esterne. Chiudo dicendo una cosa, concordo pienamente quando tu Pino hai parlato di persone di 4.500 persone di un comparto che rischia di rimanere a casa se non si trova una soluzione alle grandi navi. Purtroppo ciò che a me ha colpito molto durante il mio mandato in Confindustria Venezia è stato che quando ho trovato delle persone per strada, anzi per le calli a Venezia, e gli ho detto, mi hanno chiamato, sono venuto apposta a parlarmi dicendomi: ma perché stai difendendo il comparto delle grandi navi? La mia risposta ovviamente è stata: ma vi rendete conto che 4.500 persone, oltre agli imprenditori naturalmente, rischiano di rimanere senza lavoro? La risposta è stata: non me ne frega niente, per cui è da lì che dobbiamo partire.
Scusa, visto che parliamo, dimenticavo degli investimenti, ritorno solo con la chiusura sul quadrante di Venezia. Ecco, quello è uno dei grandi poli e aree di investimento futuro a Venezia. Noi abbiamo calcolato che insieme con l'aeroporto e quello che si potrebbe costruire, che si potrebbe realizzare nel quadrante di Venezia, potremmo arrivare a creare 30.000 occupati in quell'area. E voi pensate che negli anni di punta Marghera ha avuto 35.000 occupati come massimo. Ecco, chiudo con questo punto di interesse, guardando al futuro, raccogliendo proprio il tuo suggerimento. Perfetto. Grazie. Si conclude questo primo momento di confronto. Ringrazio Pino Musolino, Enrico Marchi e Matteo Zoppas, che invito a sedersi in platea. Adesso è prevista la relazione di Marco Calabrò, credo, esatto, di cui mi esonerete dal recitare il suo ruolo. Diciamo che è un dirigente della divisione 4 del Ministero dello Sviluppo Economico, dovrebbe essere collegato in videoconferenza. Eccolo, gli do la parola. Mi sembra che gli ho dato la parola, ma forse manca l'audio. Non mi sentite? Adesso sì. Adesso sì, buongiorno. Allora, io farò un intervento che è un po' complementare a quanto è stato discusso fino ad ora, perché la mia focalizzazione dell'intervento è sulle aree di crisi industriali complessa e sulla strumentazione finanziaria attivabile con le aree di crisi industriale complessa. Quindi con un obiettivo più mirato sugli aspetti di reindustrializzazione, di riconversione industriale, soprattutto delle aree quindi di Porto Marghera e di Murano. Come sapete, l'area di Venezia, Marghera e Murano era stata già riconosciuta come area di crisi industriale complessa nel 2011. Un anno dopo il Ministero dello Sviluppo Economico ha modificato la normativa di riferimento e questo status di area di crisi industriale complessa è venuto meno. Quando con la Regione Veneto abbiamo iniziato a discutere sulla possibilità di un nuovo riconoscimento, l'abbiamo fatto su una base fondamentale, cioè quella di cercare di capire se effettivamente c'erano le condizioni per dare un contributo positivo allo sviluppo dell'area industriale da parte delle amministrazioni centrali. Quindi se c'erano le possibilità di individuare un progetto, un programma condiviso di crescita, di riconversione e di riqualificazione. Sgomberiamo il campo un po' dai possibile equivoco di fondo. La nuova area di crisi industriale complessa ha un modus operandi che è completamente differente dalla precedente. La precedente alla fine si è concretizzata in poco, è venuta meno subito dopo il riconoscimento, ma di fatto era un'area di crisi industriale complessa che avrebbe portato solo ed esclusivamente alla concessione di agevolazioni finanziarie per nuovi insediamenti produttivi. Quello che facciamo con le nuove aree di crisi, con il nuovo metodo di lavoro, Porto Marghera è la 16ª riconosciuta in Italia, quindi è un metodo di lavoro che già è stato sperimentato e che in alcune aree ha portato già alla chiusura dei lavori con dei concreti risultati. Quello che facciamo è cercare non tanto o non solo direi di attivare dei bandi, attivare una strumentazione agevolativa specifica per il territorio, ma cerchiamo di creare quella che chiamiamo un'offerta localizzativa di più ampio respiro. Cioè, quindi l'idea dell'area di crisi industriale complessa è mettere intorno a un tavolo tutte le amministrazioni competenti a livello nazionale e a livello territoriale per affrontare pragmaticamente delle criticità e dei problemi che sono ostativi all'insediamento produttivo in loco. All'interno di questa azione, che è un'azione olistica, un'azione di sistema, naturalmente ha un suo peso anche
l'agevolazione, la strumentazione finanziaria agevolativa che attiveremo nel territorio, ma è uno soltanto degli elementi. Quindi è stato nominato un gruppo di governance dell'area di crisi industriale complessa. Devo dire che i lavori si sono stati già avviati e c'è un confronto molto positivo con le istituzioni locali, perché ci tengo a dire che il buon esito di questi tavoli di crisi è legato soprattutto alla capacità di interlocuzione tra le varie amministrazioni, quindi al coordinamento, alla capacità di fare, si è detto prima, di fare squadra, cioè di lavorare tutti con il medesimo obiettivo, che è un obiettivo non politico, ma un obiettivo naturalmente tecnico. Quindi abbiamo un'interlocuzione molto ben avviata con le istituzioni, abbiamo un'interlocuzione molto ben avviata anche con le associazioni di categoria, in primis con la Confindustria Veneto. Analogamente andremo ad attivare delle interlocuzioni proficue, speriamo, pure con tutte le altre associazioni, con le associazioni sindacali, le associazioni datoriali. Quindi un percorso che tende a un coinvolgimento di tutti i portatori di interessi. La logica qual è? La logica è arrivare a definire delle azioni immediatamente perseguibili, che immediatamente portano dei risultati, dove l'immediatamente riguarda un periodo di tempo di circa 9 mesi dal momento del riconoscimento dell'area di crisi industriale complessa. Quindi sostanzialmente entro fine anno, primissimi mesi del prossimo anno, noi dobbiamo essere in grado di chiudere il cuore dell'area di crisi, il progetto cuore dell'area di crisi industriale complessa, che si chiama progetto di riconversione e di riqualificazione industriale, che è un progetto che individua le azioni da intraprendere. Abbiamo detto azioni di breve periodo, sicuramente apertura di bandi per agevolazioni, sicuramente individuazione di un'azione di coordinamento tra tutte le varie iniziative che già sono attive sul territorio a livello istituzionale. Pensiamo all'accordo di programma sulle infrastrutture, gestito sempre dal Ministero dello Sviluppo Economico e che prevede risorse destinate per oltre 100 milioni per il rilancio delle infrastrutture locali. Protocollo ambiente, quindi tutta la parte che è legata alle attività di bonifica delle aree industriali e della zona SIN. Azioni che riguardano una sensibilizzazione degli istituti di credito nei confronti dei nuovi progetti di investimento che si insedieranno, azioni che riguardano uno scouting di questi progetti, uno scouting che faremo noi a livello nazionale, a livello regionale, a livello territoriale, con un forte focus, con un forte coinvolgimento anche degli istituti di trasferimento tecnologico, delle università, anche nel tentativo di individuare dei filoni che siano dei filoni di investimento particolarmente sostenibili nel tempo, nel territorio. Quindi questa è la logica con cui si muove il tavolo dell'area di crisi industriale complessa, una logica che mette insieme gli interventi di breve periodo, coordinamento e l'individuazione di interventi che possono, diciamo, dei driver di sviluppo di medio-lungo periodo su cui agire negli anni successivi, nei mesi successivi alla sottoscrizione dell'accordo di programma, che è il momento in cui le amministrazioni centrali si prendono degli impegni che diventano irrevocabili. Accordo di programma che abbiamo detto viene sottoscritto entro 9-10 mesi dal riconoscimento dell'area di crisi industriale complessa. In tutto questo, come interveniamo dal punto di vista della strumentazione agevolativa? In realtà, rispetto al passato, quando riconosciamo l'area di crisi industriale complessa, non abbiamo già in testa le risorse che destineremo al territorio e non abbiamo neanche in testa quali strumenti attiveremo. Sulla base dell'esito dei lavori che conduciamo questi 9-10 mesi di cui abbiamo parlato, si definiscono risorse
e si definiscono gli strumenti. Uno degli elementi che ci aiuta nella definizione del nostro percorso è una manifestazione di interesse a investire nel territorio che attiveremo più o meno a metà percorso. Immagino la attiveremo nel corso del mese di settembre-ottobre. Cioè noi attiveremo una manifestazione di interesse senza particolari limiti, quindi rivolta a tutte le imprese che intendono investire nell'area di Venezia, per chiedere più o meno quali sono gli elementi caratterizzanti i propri investimenti. Naturalmente questo viene fatto contestualmente a un'azione di scouting degli investimenti stessi. L'esito di questa manifestazione di interesse ci dirà quali sono le imprese che vogliono investire, qual è più o meno la dimensione di queste imprese e quali sono i settori su cui si concentreranno gli investimenti. Sulla base di questi elementi definiamo la strumentazione attivabile sull'area di crisi industriale complessa. Adesso, detto questo, l'intervento del Ministero è un intervento che copre gli investimenti dal 1,5 milioni in su, quindi la spesa minima ammissibile degli investimenti che andremo ad agevolare deve essere di 1,5 milioni. C'è uno strumento vocato per le aree di crisi industriale complessa, perché è uno strumento che può essere utilizzato solo laddove è riconosciuta un'area di crisi, ed è la legge 181 dell'89. La legge appunto interviene dal 1,5 milioni in su, non c'è un tetto massimo, in realtà per i grandi investimenti particolarmente strategici, è possibile attivare non tanto la legge 181 quanto i contratti di sviluppo. Quindi un'ulteriore possibilità che andremo a individuare laddove intercettiamo degli investimenti particolarmente rilevanti e strategici è l'attivazione di contratti di sviluppo che sono rivolti a progetti di investimento che superano la soglia dimensionale per le imprese manifatturiere dei 20 milioni. Qualche elemento sulla 181. La 181 è una misura abbastanza flessibile, cioè si rivolge a tutte le imprese, non ci sono delle differenze significative in termini di dimensione, si rivolge anche alle imprese neocostituite. Che cosa agevola? Agevola sostanzialmente due macro ambiti di intervento, cioè progetti di investimento di natura produttiva o progetti di tutela ambientale. Un terzo ambito, che può essere sempre agevolato, è un ambito che invece deve essere utilizzato, insieme agli altri due. Quindi qualora ci sia o un progetto di innovazione, cioè di natura produttiva, o di tutela ambientale, la legge 181 può anche agevolare dei progetti di organizzazione, di innovazione all'organizzazione dell'impresa. È una legge di scopo. Lo scopo è quello dell'occupazione, quindi una condizione necessaria degli interventi che potremo agevolare è quella che ci sia un incremento occupazionale. In realtà l'incremento occupazionale non è definito in termini quantitativi, nel senso che sarebbe sufficiente anche una singola unità, però nel momento in cui andremo a pubblicare i bandi ci sarà una premialità rivolta alle imprese proporzionale all'incremento dell'occupazione che verrà attivata dalle imprese stesse. Per quanto attiene ai progetti dei investimenti produttivi, l'investimento produttivo può riguardare o una nuova unità produttiva o l'ampliamento dell'esistente, dove l'ampliamento è sia il cosiddetto ampliamento verticale, quindi all'interno dello stesso codice Ateco un ampliamento della capacità produttiva, questo limitatamente alle piccole e medie imprese, per le grandi imprese o anche per le altre senza limiti di dimensione. Un ulteriore ampliamento può invece riguardare una linea produttiva con un codice Ateco differente da quello che caratterizza l'impresa. I settori agevolabili direi che sono tutti, non abbiamo dei grandi limiti sui settori agevolabili, l'unico limite è quello dell'agricoltura e parzialmente del commercio, ma è un limite
derogabile. In che cosa consiste la 181? La 181 si compone di due parti, una parte di finanza agevolata, mutuo agevolato, e una parte a fondo perduto. Per norma il 50% dell'agevolazione è di finanza agevolata, con un mutuo che viene direttamente concesso dal nostro ente gestore, vale a dire da Invitalia, e che attualmente è un mutuo che si aggira intorno allo 0,5% per un piano di ammortamento decennale con preammortamento di 3 anni. Questo significa che a fronte di un investimento che si deve chiudere entro il terzo anno, l'impresa inizia a restituire parte capitale al termine dell'investimento stesso. La restante quota tra l'ESL massimo concedibile a seconda del territorio e della dimensione di impresa e della tipologia anche di progetto è il 50% fino ad un massimo del 75% di agevolazione concedibile, è rappresentato da un mutuo, cioè da un fondo da agevolazione a fondo perduto. Quindi il fondo perduto può arrivare fino al 25% del totale dell'investimento ammissibile. Ripeto, poi tendo a chiudere l'intervento, che noi pensiamo di arrivare a aprire i bandi nei primissimi mesi del prossimo anno. Questo significa che noi potremmo agevolare tutti i progetti che naturalmente a quella data non sono partiti, cioè questo significa che le nostre misure devono avere un carattere di addizionalità, come è lecito che abbiano tutte le misure di agevolazione pubblica. Quindi fino a quella data, per chi vorrà partecipare ai bandi della 181, vorrà aderire all'eventuale percorso dei contratti di sviluppo, sarà necessario che non partano non soltanto le fatturazioni, ma neanche gli ordini relativi agli investimenti stessi. Io per ora mi fermerei qua, resto a disposizione per eventuali chiarimenti, domande. Aggiungo soltanto che il percorso dell'area di crisi industriale è un percorso che ha come elemento fondamentale quello della condivisione. Quindi noi siamo qua al tavolo del Ministero soprattutto per ascoltare, per comprendere bene quali sono le problematiche che vanno affrontate in questo tavolo e per interloquire con tutti i soggetti che sono in grado di fornire a livello centrale una adeguata rappresentazione di quelli che sono i problemi territoriali, dove i problemi possono essere di varia natura, cioè l'individuazione di ulteriori elementi, ripeto, infrastrutturali che possono essere affrontati, ambientali o industriali, da quelli di più ampio respiro che avranno un orizzonte temporale più lungo, a quelli invece che sono proprio le soluzioni di piccoli problemi, di piccoli nodi che, se sciolti, possono concorrere a realizzare un'offerta localizzativa e a rilanciare gli investimenti nell'area produttiva di Venezia. Grazie, io chiuderei qua. Grazie a Marco Calabrò. Adesso c'è la seconda tavola rotonda prevista dalla questa mattinata di lavori, per cui chiamo sul palco Fabrizio Spagna, Presidente di Veneto Sviluppo, e Omar Lodesani, CEO di Intesa San Paolo. Ci sono anche i cartellini, così non abbiamo dubbi sulla nostra identità e possiamo iniziare. Allora, nella prima tavola rotonda abbiamo affrontato il tema dell'offerta infrastrutturale del territorio. Qua invece parliamo con due, seppur con ruoli diversi,
dei principali soggetti finanziari presenti sul territorio. Naturalmente diamo per acquisita da tutti la cronaca economica di queste settimane, per cui diciamo che il contorno nel quale oggi ci confrontiamo è noto e oggetto di considerazione. Certamente se facessimo delle rassegne stampa i nomi di Veneto Sviluppo, in particolare di Intesa San Paolo in questo periodo, sono sicuramente i termini che ricorrono di più nella stampa non solo del territorio. Quello che a me interessa particolarmente in questo momento è chiedere, e inizierei da Fabrizio Spagna, è rispetto alle potenzialità di questo territorio, alle capacità di attrazione che prima sono state anche un po' ricordate per quanto riguarda i grandi i grandi poli infrastrutturali di questo territorio. Ecco, sul piano degli strumenti finanziari di supporto, che cosa c'è, che cosa manca, che cosa si potrebbe fare di più? Beh, anzitutto grazie dell'invito, io sono molto felice di essere qui oggi, soprattutto di affrontare un tema così delicato come quello dello sviluppo del Nord-Est. Vorrei iniziare con una battuta che mi viene abbastanza spontanea, cioè molte volte mi chiedono che cosa serve per favorire la crescita. La risposta, che può essere fin troppo semplicistica, servono prima di tutto gli imprenditori. Noi facciamo, come dire, il nostro ruolo, che è sicuramente importante, lo dobbiamo fare con tutta la nostra potenzialità e capacità, però quello che serve prima di tutto sono gli imprenditori. E questo lo dico anche perché poi a valle di questa tavola rotonda noi invece presenteremo un imprenditore, un caso di successo, su quello che è, diciamo, una delle modalità su cui noi veramente crediamo per il rilancio di questo territorio, che viene tecnicamente chiamato come restart, cioè tutte quelle operazioni di aziende che per motivi vari hanno dei marchi, dei brand. Si parlava prima di Made in Venice, ma in realtà di brand sul territorio ce ne sono veramente molti e molto importanti, che per varie vicissitudini improvvisamente si sono trovati in difficoltà. Bene, a volte la discontinuità di un imprenditore nuovo che ha il coraggio di mettersi in gioco, rischiare le proprie risorse e la propria faccia, proprio nella logica del fare di cui si parlava prima anche nella precedente tavola rotonda, penso sia effettivamente il primo punto di partenza. Poi, arrivando invece alla parte più, diciamo, di supporto, come giustamente lei diceva, la finanza come supporto, e qui io vorrei fare un breve inciso su che cos'è Veneto Sviluppo. Molti di voi lo sanno, noi siamo la finanziaria regionale, il nostro compito è appunto favorire la crescita del sistema regionale, economico regionale, e migliorare anche l'accesso al credito. Quindi una serie di interventi che poi sviluppiamo attraverso una variata, alcuni strumenti tra loro diversi, tra cui la finanza agevolata, ma soprattutto quelli su cui noi in questo momento crediamo di più, che è la parte di finanza di mercato. Adesso spiegherò anche il perché, quindi investimenti in equity e finanziamenti, diciamo, attraverso strumenti di mini bond. È un dato a mio avviso importante, perché attualmente la nostra finanziaria, forse molti di voi lo sanno, è una 106, quindi tecnicamente noi siamo nelle condizioni di fare credito. Questo è un tema che peraltro, parlando di rassegne stampa, è uscito anche in alcune occasioni, e quindi si dice: ma perché non fate credito? A parte, diciamo, tutti gli aspetti tecnici di quali non vi voglio tediare, faccio però una riflessione anche per portarvi a, come dire, non solo a rispondere alla domanda che il nostro, come dire, chairman ci ha posto, ma anche per fare capire e spiegare un po' anche qual è la nostra idea di Veneto Sviluppo, cioè che cosa vogliamo fare da qui ai prossimi mesi, prossimi giorni, diciamo, con Veneto Sviluppo, quale tipo di indirizzo strategico intendiamo dare, proprio per essere più di supporto a questo territorio e ovviamente favorire quelle che sono le opportunità di investimento. Inizialmente, nella sua relazione iniziale, il Presidente di Confindustria Venezia citava il discorso anche di essere
della necessità di portare capitali nel nostro paese, nella nostra area, favorendo appunto, come dire, mettendo in evidenza quelli che sono gli aspetti positivi. Dico sicuramente sì, bisogna favorire l'arrivo di capitali, bisogna però fare anche attenzione che questi capitali non siano dei capitali che portano via poi il buono che in questa regione c'è, devono essere probabilmente anche dei capitali che lasciano poi la testa, il motore, diciamo, della crescita nella nostra area, perché questo, come dire, è sicuramente un elemento di ulteriore vantaggio per la nostra economia. Fatte queste brevi come dire, incisi iniziali, vorrei ripercorrere alcuni passaggi che molti di voi conoscono, ma su cosa è accaduto in questi anni. Io parto più o meno dal 2015, perché diciamo, è stato il momento in cui 2014-2015 eravamo nel bel mezzo del credit crunch, come tecnicamente si chiama, cioè per una serie di ragioni che tutti voi conoscete, c'era una difficoltà da parte delle imprese a valle della crisi del 2008, 2009, 2010 che c'era stata nel nostro paese, importata ovviamente da oltreoceano, c'era una difficoltà di dare risposta alle imprese in termini di finanziamenti e quindi in quel momento nasce un po' anche l'idea di Veneto Sviluppo di diventare una 106 proprio per favorire e poter dare finanziamenti alle imprese. Però dal 2015 voi sapete che la politica della BCE ha, come dire, modificato drasticamente questa situazione, immettendo, secondo una chiara logica monetarista, immettendo una valanga di liquidità nel sistema, che ha comportato ovviamente sicuramente un abbassamento dei tassi di interesse, ormai voi sapete che i tassi di interesse sono sotto lo zero di fatto, a cui però non sempre ha corrisposto, diciamo, un incremento del credito, perché giustamente le banche, a mio avviso molto ma molto correttamente, tant'è che apro una parentesi, proprio l'altro giorno Banca d'Italia ha presentato la sintesi, diciamo, del rapporto sull'economia veneta qui a Venezia, e giustamente qualcuno anche tra i relatori ha detto beh, tutto sommato la crisi è stata anche un'opportunità per molte imprese, perché questa situazione ha portato le banche a ridurre sicuramente i prestiti, ma a renderli soprattutto più selettivi. Quello che noi assistiamo in questo momento è quindi una maggiore selettività del credito. Se guardiamo i dati del 2016, proprio recenti, diffusi proprio qui in Veneto, da Banca d'Italia, si vede che comunque i prestiti bancari sono ancora scesi, sono scesi del 2,8%, però stiamo assistendo a una maggiore selettività, cioè le banche danno i soldi effettivamente a chi ha, diciamo, le caratteristiche per meritarsi quei soldi. Questo però pone un'altra esigenza, cioè un'altra riflessione, che è la struttura del passivo delle imprese. Do alcuni dati che secondo me sono interessanti, cioè molto spesso si è parlato del processo di disintermediazione bancario che ha visto come fulcro, diciamo, gli Stati Uniti negli anni '80. Voi sapete che l'emissione dei junk bond è stato un elemento che ha favorito la disintermediazione del credito da parte delle banche, tant'è che in questo momento, diciamo, il credito bancario pesa in media sul passivo delle aziende americane per il 41%. O meglio, scusate, la parte non bancaria pesa per il 41%. Che cosa è accaduto in Italia? C'è stata un'adeguata, anche qui, disintermediazione. Purtroppo questa è un po' la nota dolente. Se noi guardiamo l'evoluzione, qui mi riferisco a un documento, è uno studio fatto da CRIF dal 2006 al 2015-2016, diciamo, l'incidenza del credito bancario sul passivo delle banche continua a essere stabilmente attorno all'89, 86, 89%. Quindi che cosa significa? Significa che purtroppo le imprese continuano a essere bancocentriche. Questo di per sé non è un elemento di per sé negativo. Va comunque capito che una cosa è deve essere il finanziamento bancario, altra cosa deve essere la finanza, come dire, a supporto del credito bancario, che strumentalmente o comunque opportunamente dovrebbe, come dire, focalizzarsi sul finanziamento del circolante. Voi sapete che nel 2012 comunque in Italia sono stati introdotti 2012, poi successive modifiche, i mini bond, quindi il governo ha fatto un grande lavoro in questo senso nel tentare di rendere anche alle piccole e medie imprese, dare la possibilità alle piccole e medie imprese di
avere una struttura del passivo che non fosse strettamente legata al mondo bancario, attraverso i mini bond appunto. Quindi sono obbligazioni a tutti gli effetti che hanno una loro quotazione, un reparto specializzato della Borsa di Milano. Questo fatto, diciamo, è partito con molta lentezza, tant'è che stavo vedendo i dati, l'incidenza nel 2006 era attorno al 3%, in media, diciamo, nel campione di imprese selezionate da CRIF, che è un campione, diciamo, di 50.000 imprese con fatturato che va dai 10 ai 500 milioni. Nel 2015 era attorno al 5%, nel 2016 è attorno al 9%. Quindi sicuramente c'è stata una maggiore presenza di un metodo, diciamo, di finanziamento delle imprese diverso dal sistema bancario. Siamo ancora molto lontani, ovviamente, dai paesi di riferimento, quindi Stati Uniti, diciamo prima il 41%, Inghilterra 26%. E ovviamente questo, come dire, fa il pari anche con un andamento, diciamo, della ripresa economica. Prima si parlava che ci sono segni di ripresa, è vero, i segni di ripresa ci sono, purtroppo però l'Italia e il Veneto anche non ha ancora scavallato i livelli del 2007-2008. A differenza, diciamo, di tutte le imprese europee che invece, cioè di tutti dei paesi europei che invece ormai hanno ampiamente superato, diciamo, i livelli pre-crisi. Quindi probabilmente i dati sono positivi, vanno letti in maniera positiva, ma bisogna anche considerare gli aspetti critici di questa cosa. Perché io mi focalizzo sul tema dei mini bond, su cui tra l'altro, ripeto, Veneto Sviluppo intende dare grande, già ha fatto, perché noi abbiamo un fondo da 25 milioni assieme alle banche del credito cooperativo, quindi già ci siamo e intendiamo ulteriormente spingere in questa direzione. Per quale motivo? Perché innanzitutto rispetto al credito bancario normalmente questo tipo di finanziamento tende a essere a medio-lungo termine, mentre purtroppo andando a vedere i dati anche più recenti, i finanziamenti bancari comunque sono concentrati sul breve termine. E questo ovviamente è un elemento che a tutti voi, soprattutto gli imprenditori che sono abituati, sanno benissimo che incide pesantemente anche nelle logiche aziendali. Avere un finanziamento soprattutto unsecured, cioè non, tra virgolette, chirografario per capirci, cioè non gravato da garanzie reali, significa, e su un orizzonte temporale di 10 anni, 7, 8, 9, 10 anni, significa riequilibrare attivo e passivo corrente della società, avere un respiro, maggiore forza, diciamo, in termini di cash flow e quindi maggiore possibilità di investire senza essere sempre col fiato corto. E quindi investendo di più c'è anche più crescita e quindi con la crescita maggiori posti di lavoro. Quindi questo è il primo aspetto che ci dovrebbe spingere a puntare su questo strumento. L'altro aspetto sul quale vorrei attirare l'attenzione, ma questo non riguarda solo i mini bond, riguarda anche il tema dell'equity, cosa su cui, come dicevo, Veneto Sviluppo è impegnata, perché noi abbiamo, come probabilmente molti di voi sanno, una SGR che attualmente ancora è di fatto 51 Veneto Sviluppo, 49 Friulia, quindi un accordo tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, ma che in realtà, come probabilmente avrete visto dalla stampa, abbiamo già di fatto, come dire, siglato un accordo per acquisirla al 100% e quindi usarla proprio come strumento nostro di mercato. Intendiamo, come dire, aumentare il numero di fondi in quest'ambito proprio sul tema di mini bond e non solo mini bond, che sono delle obbligazioni senior, come si dice tecnicamente, ma anche con strumenti più junior, quindi con strumenti che tecnicamente si chiamano subordinati. L'ultimo elemento, se poi lascio un po' la palla anche al mio collega, sul tema dei mini bond. Perché sono importanti? Perché al pari dell'equity c'è uno studio, più di uno studio, che dimostra che la crescita nelle imprese che utilizzano strumenti obbligazionari diversi dal finanziamento bancario tende a essere strutturalmente maggiore rispetto alle imprese che utilizzano solo credito bancario. Questo è un dato che io vi riporto, tant'è che è abbastanza significativa anche il differenziale di crescita, perché se guardiamo il periodo diciamo 2012-2015, la crescita nelle aziende che avevano all'interno del loro passivo delle obbligazioni è stata attorno all'1,6-2,2%,
mentre quelle senza strumenti obbligazionari è stato dello 0,7-1,5%. Quindi questo è un dato significativo. Perché? Uno potrebbe dire perché questo accade? Tra l'altro, come dicevo prima, lo stesso tipo di effetto lo si vede anche sulle imprese che hanno beneficiato di apporti in equity da parte di fondi di private equity, appunto. Perché? Non solo perché questi fondi tendono a portare con loro non solo il capitale ma anche delle competenze, quindi dare una impronta più moderna e anche più in linea, diciamo, con quelle che sono le esigenze del mercato, alle imprese nelle quali entrano, ma anche perché appunto apportando capitali a medio e lungo termine tendono proprio a favorire aggregazioni per linee esterne, quindi si mettono nelle condizioni delle imprese di crescere non solo per linee interne ma anche per linee esterne e quindi favoriscono questo tipo di intervento. Questi ovviamente sono gli elementi che ci hanno al momento guidato, poi eventualmente se c'è spazio dirò anche delle altre cose. Grazie al Presidente di Veneto Sviluppo per l'ampia rappresentazione di strumenti finanziari e anche per alcuni numeri interessanti. Omar Lodesani, Intesa San Paolo era già storicamente un player molto importante del sistema economico del credito in questo territorio. Parlamento permettendo, dovrebbe diventarlo in modo ancora più importante. Nell'introduzione il Presidente Gambato diceva che questo secondo momento di confronto aveva la finalità di valutare l'adeguatezza del modello che caratterizza il nostro sistema finanziario e anche l'ambizione di cercare di capire come e se il sistema economico veneziano poteva diventare un benchmark, cioè un punto di riferimento proprio nel rapporto tra finanza e potenzialità di sviluppo. Allora io le chiedo, è adeguato, non è adeguato, cosa si può fare di più, cosa si può fare di meglio? Buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Sono giorni particolari per noi, qui c'è mia moglie perché 3 anni fa quasi ci sposavamo a Venezia, quindi c'è un legame affettivo molto profondo con questo territorio, con questa città in particolare. 2 o 3 premesse prima di tentare di rispondere, Parlamento permettendo in questi prossimi 60 giorni di conversione, se no ci tocca restituire tutto e allora è veramente un gran casino. Ci sono gli SCEI o no? Gli SCEI ci sono. Chiariamo quello, perché imprenditori e SCEI sono un binomio determinante per sviluppare l'economia di un territorio. Ci sono tanti e a basso prezzo. Allora perché non riusciamo a sviluppare i progetti? Perché temo ci sia un problema di comunicazione molto profondo, da anni naturalmente, tra aziende e imprese e poi magari tra aziende, imprese e banche, e poi magari accendo sul perché. Vi dico solo che secondo me uno dei più grandi competitor del nostro sistema finanziario anche italiano sarà Amazon. Amazon ha annunciato recentissimamente che finanzierà le medie e piccole imprese e ha stanziato solo al momento $3 miliardi in termini di finanziamenti. Tenete presente che noi abbiamo stanziato come Intesa San Paolo 5 miliardi per il Veneto 3 giorni fa proprio per supportare lo sviluppo attraverso le ex reti Popolare di Vicenza e Veneto Banca. Perché Amazon fa questa operazione? Perché ha molte più informazioni di noi, cioè ha le informazioni giuste, noi che ne abbiamo molte di più. Perché ha 2 assi fondamentali. Primo asse, sa cosa vendono i fornitori che sono nel loro marketplace, quante volte vendono e se i clienti sono soddisfatti con le stelline. Queste 2 componenti sono determinanti per sapere se io ti finanzio o non ti finanzio. Non solo, ma tutti i flussi, risottolineo, tutti i flussi di pagamento che transitano sul marketplace sono di Amazon. Tenderei a dire che è una situazione di forza. Questo per dire come gli incumbent stanno arrivando e stanno... Io ormai non cerco più di provare a cambiare il sistema imprenditoriale nel rapporto tra equity e finanziamenti. L'Italia è fatta così, dobbiamo prenderla così e supportarla così. Basta dire più equity, come fare. Sta agli imprenditori fare queste decisioni e sta alle banche supportare gli imprenditori. Può essere Venezia uno dei punti determinanti? Io dico di sì. Non a caso Gigi ha evocato Dubai. Io penso che non so quanti, Venezia fa 20 milioni di presenze più o meno, no? 17, 18, 16 milioni, sì, dipende dalle stagioni. Il punto nel mondo che fa più presenze turistiche è il Dubai Mall.
fa 80 milioni di presenze al mondo. Il secondo punto che ha più presenze, noi ci chiariamo bene dove siamo collocati, è New York, che ne fa 57 milioni e mezzo. Volete dire che Dubai, già nel nome veneziano Du staccato Bai, tenderei a dire che non è marchettabile secondo me, è meglio di Venezia? Cioè, mi sembra un paradosso dal punto di vista. Allora perché Dubai si è sviluppato? Pochi imprenditori, molti skei, idee e fare. Dubai Mall è di un personaggio che si chiama Mohammed Al-Abar, che è proprietario anche della Burj Khalifa, la torre più alta del mondo, sta costruendo la seconda torre più alta del mondo, Al-Emar Square, e fino lì ci siamo sostanzialmente. L'uomo ha denaro, sì, ma anche finanziamenti, è credibile, assolutamente sì. È proprietario, un dettaglio, degli Armani Hotel, non sono di Armani, sono di Mohammed Al-Abar, in particolare dell'Al-Abar Enterprise, in termini complessivi. Ha appena terminato il più grande cantiere europeo immobiliare. Dove? In Turchia. Come è fatto? Come Venezia. Andatelo a vedere su YouTube, quello che volete. E tutte le sere, fuochi d'artificio, luci, le gondole che vanno e tutto il resto. Investimento, Rebecca lo sa meglio di me, qualche centinaio di milioni di euro. La domanda è, perché non a Venezia? Perché in Turchia? Perché con questa logica? Ma Gigi me lo dice sempre, facciamo, voglio dire, di Marghera du Venice. Ho qui Enrico Marchi davanti a me, l'aeroporto di Dubai fa 130 milioni di presenze, lucciconi agli occhi. Stiamo anche noi finanziando come Intesa San Paolo il secondo aeroporto, perché è piccolo il primo, farà 200 milioni di presenze. Quindi Dubai avrà due aeroporti, uno da 130 milioni di presenze e uno da 200 milioni di presenze. Poi è una roba che si chiama Emirates, un dettaglio per tutti noi, visto che ci siamo fatti fuori all'Italia, devo dire come Intesa San Paolo ci abbiamo rimesso anche soldi seri, e poi qualcuno mi viene a dire, a livello anche governativo, perché avete finanziato, governativo laterale, non date finanziare all'Italia, date finanziare gli imprenditori. Allora mi chiedo io, ma la strategia di questo Paese a cosa è rivolta? Al turismo magari? Venezia centrale? Dico Italia, turismo, Italia cultura. Mi vengono in mente due cose che tra parentesi non possono essere sostituite dall'intelligenza artificiale e dagli algoritmi, quindi fanno posti di lavoro veri, non fanno, voglio dire, ologrammi o roba di questo tipo. Allora riportiamoci, Venezia ha un progetto, io penso che Venezia abbia un progetto, vanno immessi insieme tutti, fare team, ci sediamo, io penso che denaro ci sia per fare questo in maniera seria, io penso che ci siano investitori, non solo italiani se il progetto è serio, ranziamo come ebbe nostra figlia Marghera, la ranziamo, la bonifichiamo, e facciamo du Venice. Potete immaginare, vi svegliate la Burj Khalifa all'Armani Hotel Dubai, aprite, cosa vedete? Nebbia, sabbia e un colore del mare non particolarmente brillante. Almeno se apro, voglio dire, a Burj Khalifa a Marghera mi vedo Venezia, io penso sia meglio, quindi non parlo di grandi navi, non parlo, ma in complesso l'idea c'è per sviluppare. Venezia è stretta, ne facciamo un'altra di Venezia. Questo è il tema determinante. E allora arriverà la finanza, ma non solo Intesa San Paolo, credetemi, anche gli internazionali e i fondi arriveranno tutti perché capiranno il progetto, ma bisogna andare con un progetto forte, strutturato, in cui ci creiamo tutti, compreso il governo italiano evidentemente, perché se in questa zona non facciamo questo, con Venezia come marchio, ma dove la facciamo? A casa mia, a Reggio Emilia? Ma dai, stiamo scherzando, è evidente. Ed è in questo che Intesa San Paolo è intervenuta anche nella logica di Popolare di Vicenza e di Veneto Banca, perché questo è un territorio di elezione nostro, è fondamentale per noi. Questo è uno dei cuori pulsanti, l'altro è Emilia Romagna dove sono nato io, è uno dei cuori pulsanti del Paese, dove possiamo fare la differenza evidentemente. E allora se non siamo a supportare questa economia che è stata provata duramente anche dalle esperienze bancarie, dov'è che andiamo? Come facciamo a fare i progetti? E se non li facciamo qua, non li facciamo seriamente, con un marchio come Venezia, cosa facciamo? Allora, di qui parte il filo, su un tavolo, io penso, per questo territorio serio, in cui pensiamo al progetto, ma pensiamolo insieme, dall'inizio, non che poi arrivano le banche, poi arrivano i finanziari, no, dall'inizio, in cui tutti capiamo effettivamente che ruolo possiamo avere e tutti insieme proviamo, magari anche litigando, a determinare cosa possiamo portare a questo territorio di meglio. Più aerei, più passeggeri, più turisti, più effetti collaterali, una Venezia diversa da questo punto di vista, più ricchezza, più occupazione, più navi dove volete, fatela attraccare dove volete.
D'accordo? Questo è il tema determinante di qualunque territorio, ma questo in termini di Italia può essere il laboratorio migliore per mostrarlo, perché è visibile. Perché se lo facciamo qua si può dire si può fare, ma seriamente, perché se lo faccio a Reggio Emilia nessuno ci guarda, se lo faccio a Scandiano dove noi siamo nati come Lodesani, nessuno ci guarda a Scandiano, se lo fai a Venezia il mondo ti guarda. Di qui dobbiamo, a mio avviso, ripartire tutti insieme. Poi che sia medio termine, mini bond, breve, credetemi, veramente questo è un mondo pieno di liquidità. La BCE ha riempito di liquidità le banche, il vero tema è la relazione con i progetti, la relazione con gli imprenditori e la nostra capacità di costruire, non mi stancherò mai di dirlo, insieme. Abbiamo corso un grandissimo rischio con le due Venete e io spero che il Parlamento lo capisca bene in termini di conversione, perché il rischio è ancora aperto per 60 giorni al massimo, ma veramente molto grande, anche per questo paese bellissimo, d'accordo? Dobbiamo a questo punto, messa in sicurezza una parte importante dell'Italia, provare a costruire insieme un futuro che sia un futuro veramente diverso da quello che abbiamo fatto oggi. Oggi siamo in difesa. Gigi credo che sia uno dei pochi che stia parlando di investimenti di un certo tipo, che ha parlato di città metropolitana a suo tempo. Siamo stati compagni di banco in Cassa di Risparmio di Venezia, in consiglio, per questo che mi posso permettere ogni tanto di dire queste cose. Cioè, dobbiamo concentrarci su questo. C'è la finanza, ma guardate che il tema del credit crunch, lo dice sempre il professor Giovanni Costa, non è un tema di credit crunch, è un problema di asset crunch, dove metto i soldi. Perché se continuo a mettere iniziative che poi purtroppo hanno problemi, avrò dei problemi, ed è quello che stiamo affrontando in termini di sistema bancario. Ma se non metto iniziative che hanno degli effetti positivi, allora funziona tutto. È di qui che dobbiamo partire. Ecco perché sono qua oggi a Venezia, perché ci credo e dobbiamo crederci, ma in maniera strutturata. Per far venire Mohamed Al-Abar e non farlo investire in Turchia, ci vuole un progetto, ci vuole gente che vada là e gli parli, che si esponga, e loro vogliono investire in Italia, credetemi, hanno una persona che oltretutto è veneta, che fa il Chief Business Developer qui in Italia per investire. Quindi proviamo a costruirlo insieme. Benissimo. Grazie. La scaletta mi dice che bisogna andare avanti, per cui ringrazio Fabrizio Spagna e Omar Lodesani per il loro contributo e anche in particolare Lodesani per questa visione più ampia che ha saputo fornirci. Io adesso devo lanciare un video che ha come protagonista un imprenditore e un'azienda. Adesso io lo devo lanciare, ma c'è qualcuno. Ah, perfetto.
Perfetto. Visto questo suggestivo filmato, chiedo di salire sul palco qua accanto a me a Pierangelo Bressan, che è presidente di Garmot International. Prego. Buongiorno a lei. Allora, noi abbiamo visto questo filmato suggestivo da cui chi non va in montagna o chi non ha fatto in particolare sci alpinismo forse ha solo capito che stiamo parlando di un'azienda che fa calzature di montagna. Ma per rimetterla in moto, questa azienda, cosa avete fatto? Cosa è successo? Beh, io ho suggerito a lei di far lanciare il video perché penso che i fatti possono parlare un po' diversamente delle parole. Sì, non sono molto abituato a venire dopo personaggi di questo calibro, come ho avuto modo di vedere in questo palco. Diciamo cosa è successo. A fine 2013 mi viene posta questa opportunità di prendere questa azienda nota, un marchio molto importante. Lei diceva prima che appassionato di sci, lo conosceva, esatto. Purtroppo le vicende, come accennava qualche mio predecessore, molte aziende spesso hanno sofferto, vuoi la liquidità, vuoi alcuni errori. Comunque a fine 2013 l'azienda stava collassando. Aveva ceduto il brand dello sci inteso come scarpone da sci di plastica, e si era focalizzato solo e esclusivamente sulla parte più montagna estiva, sullo scarpone, pedula, eccetera, eccetera, eccetera. E di lì è nata l'opportunità tramite alcuni consulenti di dire guarda, c'è questa azienda, è un'azienda molto sana dal punto di vista del brand, del marchio, del prodotto, però ha dei grossi problemi di carattere finanziario, eccetera. Io dico l'unica soluzione che intravedo è quella di prendere in affitto d'azienda dalla procedura e per un periodo X vedere se c'era l'opportunità di poterla far rinascere. Non nascondo che è stato un azzardo molto forte, perché il curatore ovviamente aveva delle pretese. Io ho fatto un'operazione di finanza, mi sono rivolto a un mercato che è quello delle banche, dove ti guardavano con occhio critico. Sì, sei un imprenditore che ha avuto successo in altre attività, però competenze zero. Però tutto sommato vuoi qualche istituto che a suo tempo un po' di liquidità. Ho attinto a varie banchette un po' piccoline, e qualche finanza l'ho trovata. La fortuna è stata che alla fine 2015 ho incontrato quasi per caso il dottor Russo, qui presente anche, che è direttore generale di Veneto Sviluppo, il quale dice mi piace cosa stai facendo, perché non ci parliamo? Hanno fatto la loro analisi e hanno deciso di mettere in equity una parte di finanza, che mi ha dato veramente il cambio di direzione. Di direzione significa sicuramente una parte di finanza, ma anche una grande credibilità nei confronti di tutti ciò che sono gli istituti di credito che loro rappresentano, perché un 49% sono banche, loro soci, e lì è cambiata la versione, sia dal punto di vista del credito, ma anche dal punto di vista della visibilità. È chiaro che i numeri li facciamo noi come imprenditori, non la fa la finanza. Abbiamo fatto un'evoluzione completamente radicale dell'azienda, ha preso le persone più importanti, avete visto un manager molto quotato. Negli Stati Uniti nel 2014, già ancora in fase di concordato, ho deciso di prendere un manager di New Balance, perché è un personaggio che costa una cifra, però ci sta facendo entrare nel mercato americano in maniera molto prepotente. I numeri parlano da sé. Siamo partiti da 7 milioni il primo anno, chiuderemo il 2017 quasi a 14 e con grandi prospettive. Chiaro, non voglio denigrare Veneto Sviluppo, ma è un partner provvisorio, perché oggi siamo arrivati qui, ma per fare il salto di qualità, certo, per arrivare a... Infatti nel filmato ad un certo punto dice questo è solo l'inizio. Bravissimo, bravissimo. E adesso che cosa c'è? Beh, adesso non so se avete notato, noi siamo fornitori certificati dall'USA Army. USA Army significa il mercato americano delle armi. Circa 3 milioni e mezzo, 4 milioni oggi rappresentano anche una parte di fatturato importante. Siamo stati cosa fornite? Gli scarponi per i militari, certificati da un PO, che è un ente certificatore che permette a tutto il mercato americano di poter vestire quel tipo di prodotto. Avere risorse oggi per poter investire in quel mercato che ha potenzialità, non le dico illimitate, sarebbe un'opportunità. Chiaro che si vogliono finanze, noi investiamo circa 600-700 miliardi in marketing, di comunicazione, che è nulla nel confronto di un mondo come questo. Avremmo bisogno, cioè noi siamo tranquillamente in linea, guadagniamo bene, però se volessimo fare il salto di qualità, quando Veneto Sviluppo ci dovrà abbandonare,
dovremo trovare qualcuno, oppure accontentarci di questo trend che comunque è sempre positivo. Ma la sua speranza invece è di incontrare un partner? Io preferisco meglio essere in tanti che in pochi, cioè meglio avere una piccola quota di una grande torta che una grande quota di una piccola torta, sì, ecco. Una piccolissima in dialetto torta. si dice qualcosa di diverso. Va bene, va bene. Sì, questo è un po' il mio percorso. È chiaro che mi è piaciuto molto quando qualcuno ha detto, non ricordo chi, che la finanza fa il suo percorso, ma sono gli imprenditori che fanno poi girare la finanza. Io ho preso un piccolo seme che era il brand, l'ho annaffiato bene, ho cercato di coltivarlo, chiaramente ho attinto alla finanza, ho messo del mio perché ho rischiato anche l'osso del collo, perché capisce che se la procedura non fosse passata. Ma per oggi stiamo vivendo un momento un po' strano, anche di coincidenza. Ieri sera Intesa, per dire, non è una pubblicità, ma ha deliberato €1 milione a nostro favore a 5 anni, è un tasso molto, molto... Sì, non è una marchettata, però... Assolutamente. Abbiamo fatto un dibattito con Intesa e Veneto Sviluppo e casualmente... Dicevo al Presidente poco fa, è proprio una coincidenza questa. Comunque oggi abbiamo fortunatamente credito, visti anche i risultati. Insomma. Certo, ma entro sul piano dell'innovazione di prodotto, perché la finanza sarà importante, è certamente un veicolo decisivo, ma... Qual è stata la vostra mossa vincente? La prima mossa è stata quella di innovare ovviamente il parco prodotto. Il parco prodotto è un po' svecchiato e andare in un mondo che è quello dell'outdoor, che oggi sta vivendo un momento di grande entusiasmo. Certo. Lei vede le marce, le trail, eccetera, eccetera. Seconda cosa importante e secondo me determinante per uno sviluppo che sicuramente non ho dubbi che possa essere, come dicevo prima, Garmont era estate pedule e inverno sci. Fino all'anno scorso noi non facevamo nulla di invernale. Quest'anno abbiamo fatto una nuova linea e ha triplicato il fatturato dell'invernale. Da 1 milione siamo passati a 3 milioni, solo il primo lancio. Se questo è l'inizio, credo che arrivare a 30 milioni di giro di qualche anno non sia un miraggio, anzi sia una cosa chiaro, finanziare 30 milioni di fatturato è diverso che finanziarne 14-13, però ci speriamo. Perfetto, lo Desani intanto ha preso appunti, quindi va bene, grazie mille. Bene, i nostri lavori vanno verso le conclusioni e quindi per le conclusioni chiamo Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia e della città metropolitana. Può decidere se andare al palco, può decidere se sedersi qua. Qua se non sembra che faccio qualcosa di diverso. No, assolutamente. Si nota qualsiasi dettaglio. Assolutamente. Beh, allora, intanto, grazie dell'invito. Vuoi fare una domanda? Sì, no, io volevo solo sottolineare che ancora in tempi non sospetti, cioè quando ancora non era sceso in campo in politica, Luigi Brugnaro al brand di Venezia ha dedicato sempre molta attenzione. Pensare Venezia è sempre stato un suo punto di riferimento, per cui credo che oggi la sua presenza qua sia importante, non solo perché ovviamente è il sindaco di questa città, è il sindaco della città metropolitana, non solo perché è un imprenditore e quindi ovviamente ha un punto di vista molto particolare sui temi che stiamo affrontando, ma anche perché sul marchio Venezia è certamente stato uno dei primi a puntare, a credere, superando anche all'inizio una serie di difficoltà e di diffidenze. Prego. Che questo incipit non me l'aspettavo, devo dire la verità, cioè, è una cosa abbastanza rara, però insomma può darsi che sia anche il segno di tempi nuovi, insomma, di riflessioni che si possono fare negli anni. Tutti alla fine possiamo piano piano cambiare idea, no? Cioè, credo che l'imprenditore ultimo che ha parlato adesso, che insomma apre il cuore per capire che insomma in Italia si può fare. Io gli scarponi suoi me li vado a comprare di sicuro. Li avevo comprati quella marca lì, Garmont, adesso vado a comprarmela. Stefania, scrivi, perché mi ha convinto questa cosa qua. La verità che li trovo. No, perché penso che bisogna valorizzare il lavoro degli altri e non essere invidiosi. Dobbiamo per una volta tanto tifare che la gente vada bene. Io ho detto, quando è arrivato, adesso ho cercato di fare un complimento al direttore, così lo traduco che magari non capisca male. Mi sembrava un complimento, nel senso che se noi riusciamo
a ringraziare le persone che fanno delle cose, anche se questa cosa non ci riguarda di persona. Creiamo un ambiente favorevole all'imprenditore, favorevole all'impresa, favorevole agli investimenti e alla fine vera, favorevoli a una bella vita, a una bella città. Invece noi vogliamo partire spesso dal contrario e dobbiamo parlare per contrario. Più di qualcuno oggi ha fatto degli accenni dovendoci quasi difendere. No, se pensate a quello che avete detto quelli che hanno parlato, hanno dovuto continuare a dire ma noi non siamo così, se non fosse successo quello, cioè questa è una città che continua a piangersi addosso. Io penso che dobbiamo renderci conto che ci sono due modi di pensare diversi, non c'è niente da fare, che vanno rispettati entrambi, ma certe persone non le convincerai mai, non c'è niente da dire. C'è chi vede comunque, se tu gli fai vedere la luna, continua a vedere il dito, sta roba ce la dicono da bambini, è la verità, a Venezia in particolare. È una città delicatissima, una città che io credo che soltanto persone che hanno coraggio, ci mettono la faccia, hanno coraggio di in qualche modo di occuparsene, perché è molto più facile dire salviamo Venezia, bella Venezia, ciao divertite. È molto più facile questo. Invece essere qua, anche soltanto arrivarci qui in centro, bellissimo quanto vuoi, ma lei ha visto il tempo che ci si mette per arrivare, poi dice adesso come vado a casa. E questa è una bella giornata di sole, altre volte c'è tempo, c'è mareggiate, ci sono... E poi è normale, scusatemi, è normale che il mondo voglia venire qua. Se tu abiti in centro a Venezia, a San Marco, ti devi portare pazienza e insomma non è che puoi viverci solo tu, perché le strade pubbliche sono pubbliche di tutti, di quello che abita a Bassano, di quello che abita a Zelarino, di quello che abita a Spinea. Non è tua, casa tua, ma la città è di tutti. E questo concetto di pubblico, quelli che vogliono fare la difesa del pubblico non l'hanno capito. È incredibile. Cioè, chi più vuole difendere la cosa pubblica non ha capito che il pubblico siamo in tanti, con idee diverse se vuoi. Allora, io sono qui per dire che questa amministrazione nasce penso da un'idea trasversale di sviluppo della città. Non c'è un'idea di parte, ma c'è stato un investimento personale da parte mia, personale nel senso sociale, non so come dirla, personale nel senso che mi costa molta fatica, anche se non si capisce, non si vuol credere, si fa finta di niente. Ma io sto facendo veramente dalla mattina alla sera il sindaco gratis. E per me è gratis, e lei è un imprenditore, sa cosa vuol dire. Non è che mi lamento dei soldi che non prendo, mi lamento di tutto quello che non posso fare. No perché sono in conflitto di interesse, perché mi piacerebbe fare tante altre cose. Perché nella mia vita io produco, a me piace vedere il risultato. Ecco, io sono costretto a non fare questo perché mi sono messo al servizio di questa dannata città, che amo tremendamente. E sentirmi spesso, e sentirci, che queste persone che investono, perché bene che l'avete fatto parlare per ultimo, perché così vi resta in mente la faccia di un uomo e ha detto ho rischiato di rompermi l'osso del collo, ma non lo diceva per scherzo. Io non conosco il caso specifico, ma è evidente, ci avrà dato dentro la casa, la famiglia, gli affetti, tutti bravi adesso a dire portiamo qua a caso piloti, ma quanti invece al posto suo non ce l'hanno fatta? Quanti si sono mangiati tutto? E non stiamo dando responsabilità, semplicemente per fallire, un fallimento, incapacità. Tutti bravi a dire abbiamo vinto, ma quanti applaudono anche quando si perde? Quanti sono in grado di sostenere gli sforzi prima di arrivare ai successi? Quanti sono disposti a discutere, come stiamo facendo stasera, oggi, meritoriamente, secondo me, tutti insieme, come ha detto il Presidente dell'Autorità Portuale Pilo Musolino, che io non conoscevo fino a qualche mese fa. Me l'avevano descritto bene, io ero per la continuità del Presidente precedente, perché io sono sempre molto dubbioso delle cose che arrivano da Roma. Devo dire che invece, come persona, poi avremo tempo di... però abbiamo scoperto una gran brava persona, questa è la verità, poi avremo tempo di discutere, fare tutto quello che vuoi, però è una persona per bene, è una persona che ci può dare una mano. E la stessa cosa posso dire di Enrico Marchi, caratteraccio, un imprenditore. Gli hanno fatto di tutto in questa città, gli hanno fatto di tutto. No, nel senso che abbiamo litigato anche noi su tante cose, cioè non esiste il pensiero unico. Io non sono del partito del pensiero unico, io sono del partito del discutere sulle persone. Se la persona mi convince, e poi c'è la democrazia, poi gli altri decidono. Ma la cosa più bella, che è quello che dice Enrico, ma che penso anch'io, è l'articolo 5. Cioè comanda soltanto chi poi le cose le realizza. Solo chiacchiere, qua c'è gente che è bravissima nelle poesie, abbiamo avuto di tutti qui. L'università ha sfornato dei talenti come sindaci e non parliamo della politica romana, perché Pino, la Conca di Navigazione, sorridevamo perché non hai nessuna responsabilità, evidentemente sei un figlio della Giudecca, non c'entra niente, sei appena arrivato, ma la Conca di Navigazione non abbiamo disegnato noi altri a Venezia, cioè che ha fatto una Conca di Navigazione che sarebbe una specie di feritoia da cui le navi dovrebbero passare, ne ha fatta una sola a Malamocco,
da cui dovrebbero passare quando il Mose sarà chiuso. Cioè, per adesso la conca è finita, non hanno ancora messo le paratie, le porte, per capirci, è per il dislivello dell'acqua. Con la conca aperta nessuno che ha voluto provare a nave per vedere se funziona. Adesso, pensa qua, col bel tempo, perché hai detto chi è che va a rischiare una nave là dentro? Cioè, questo è il senso. Chiaramente noi siamo fiduciosi, siamo speranzosi, eccetera. Siamo anche un po' incazzati, perché sono 10 anni che diciamo dove far passare le navi. Adesso do un'informazione, perché io invece le cose, io ho sempre detto sono filo governativo, lo dico in senso propositivo, positivo, perché penso che anche fare il direttore del giornale sia difficile. Poi ognuno si assume le sue responsabilità sulla qualità del prodotto che fa. È difficile, sappiamo che è difficile. Però devi avere un riferimento generale. Allora, il governo sta lavorando, credo che, insomma, io penso prima dell'estate che il ministro dirà che il canale è quello Vittorio Emanuele e ci sarà un approdo per le grandi navi, parliamo delle navi bianche, navi commerciali, turistiche, insomma, la crociera, sarà sul canale che va verso Finmeccanica sulla destra, cioè la parte, sarà 2 ancoraggi, 3 ancoraggi, negli anni successivi poi, per le grandi navi oltre i 330 metri, sulla parte destra c'è quella che collega la città, diciamo terziaria, quella che ha già subito una trasformazione, che è quella che è collegata al Vega. Allora, io il progetto sulla città l'abbiamo detto chiaramente, il porto, visto che parliamo adesso di Porto Marghera, e meno male parliamo di Porto Marghera, anche se poi voglio raccontare, ci sono anche 2 o 3 altri episodi, tra cui anche il quadrante, come diceva Enrico, così lo tranquillizzo, c'era nel cuore. E penso che il tema vero che va affrontato, e l'hanno affrontato sia Omar Lodesani, lo dico io perché nessuno l'ha detto, è il numero 2 di Banca Intesa. Cioè, oltre ad essere un amico, va bene, però questo qua è un personaggio importante. Ha comprato, questi sono comprati, adesso su questo è un bel affare, devo dire. Insomma, io spero che il governo voti, sai che io sono per quasi comprati, diciamo che salvano comunque risparmiatori e dipendenti anche tanti e il sistema economico veneto. Poi avremo tempo nella storia a fare la storia di cosa è successo in passato. Io non ero in quella storia lì, io l'ho sempre vista male, non mi è mai piaciuta e in effetti io sono in Banca Intesa da sempre, da quando era cattolica ancora, insomma dopo il nuovo Banco Ambrosiano, c'è la banca privata, perché io credo nei privati, credo fortemente nei privati. Se leggete la Costituzione c'è la parola sussidiarietà, cioè voi siete privati, insieme siamo il pubblico. Ma singolarmente siamo i privati. La ragione della sussidiarietà è credere che le persone che vogliono e possono fare. Questo è il segreto di Dubai, di Boston, di Lisbona, dei grandi, di Berlino, se vogliamo che poi uno dica dobbiamo fare gli arabi. Cioè ci sono dei luoghi dove ci sono dei momenti storici dove si incontra la storia, fortune, lo diceva Pino, la natura è così, fortuna, cambia in questo momento momenti storici, noi siamo passati in una crisi tremenda degli ultimi 30 anni, momenti storici, oggi potrebbe essere il momento di Venezia, per oggi intendo i prossimi 30 anni, perché a proposito di quello che diceva Matteo Zoppas, presidente di Confindustria uscente e adesso presidente regionale, ha detto una cosa che secondo me è giustissima, il ritorno sugli investimenti. Si tratta di capire quali investimenti evidentemente, cioè ci sono investimenti, a Porto Marghera deve esserci l'industria. L'industria 4.0, l'industria della trasformazione, l'industria innovativa, ma l'industria è collegata col porto, è collegabile col porto, molto più adesso di prima. Il porto prima portava le materie prime, l'ha detto Pino, è così. Il porto e l'industria per certi versi sono la stessa cosa, per quello mi sono arrabbiato sulle aree franche, e lui lo sa perché si è assorbito una svalinata di parolacce, da lui non c'entra niente, ma qualcuno doveva dirgli. Cioè sul fatto che dobbiamo avere le stesse condizioni. Noi non possiamo giocare una partita con le pietre in tasca. Cioè Venezia da troppo tempo gioca le partite con le piedi in tasca. L'ha detto Enrico Marchi, ha detto adesso finalmente siamo arrivati che Venezia ci chiamano. Penso che anche Enrico capirà che è cambiata la politica a Venezia. Cioè cambiare la politica, cioè fare insieme, qualcuno l'ha già detto, insisto insieme, speriamo quei giornali, almeno quei giornali che sono credo di un'area che possono capire lo sforzo che i privati fanno negli investimenti. È fondamentale avere anche una comunicazione che non vuole nascondere niente, ma è evidente che fa più notizia l'immondizia o un sacchetto non raccolto a San Marco che non in via Repubblica a Spinea davanti a casa mia. Ma anche a casa mia qualche volta il cassonetto è sporco, a casa di mio papà, adesso non abito più lì. Però se faccio l'articolo lì non legge nessuno, non lo compra nessuno, è una questione anche economica, si deve anche capire questo. Per cui il problema è, riusciamo a leggere tutti noi, il pubblico in questo momento, tanti privati, notizie positive. Sono disposto io a dire Veneto Sviluppo porta qui un
un testimonial, ci è piaciuto, bravo Veneto Sviluppo, ho coraggio, mi piace dire una cosa già, è un'informazione questa che leggerei e per cui pagherei €1 per leggerla, perché così lui la scrive. Se invece andiamo a cercare soltanto la famosa trave nell'occhio, no, la famosa pagliuzza, scusate, nell'occhio dell'altro, è evidente che si continuerà per logica di mercato a raccontare la pagliuzza nell'occhio dell'altro e continueremo a leggere articoloni grandi così sulle polemiche che un sindacato corporativo di una singola municipalità continua a fare per non cedere su privilegi, veri privilegi che ha. È una partita fortissima, l'abbiamo vinta nel privato, dobbiamo vincerla nel pubblico, perché il pubblico poi, i dipendenti pubblici, sono quelli che vi erogano i servizi e che rendono alla fine utile, come posso dire, competitivo il territorio. Perché noi qui stiamo facendo uno sforzo enorme per dare la sicurezza. Abbiamo parlato di sicurezza e tradizione. Questa cosa della sicurezza la dimentichiamo sempre. Io invece in questa occasione voglio ringraziare il prefetto di Venezia, Carlo Boffi. È una persona che ci sta aiutando tantissimo. Il suo coordinamento, assieme adesso anche il nuovo questore, il comandante dei Carabinieri, il comandante della Guardia di Finanza, cioè tutte persone che lavoriamo costantemente a contatto perché noi dobbiamo evitare che qui diventi Marrakesh. Questa è Venezia e non Marrakesh. Qui dobbiamo fare delle regole chiarissime e dobbiamo cominciare a vedere che prima di tutti, certo dobbiamo rispettarle noi, ma devono rispettarle tutti. L'altro giorno siamo stati fino a ieri sera all'11 di sera perché c'è una banda di borseggiatrici che continua ad arrivare a Venezia, ma arriva da Milano e da Roma. Le abbiamo arrestate un sacco di volte, continuiamo ad arrestarle. Una era anche incinta, voleva il latte per il bambino, l'abbiamo portata in ospedale. La prendiamo, la teniamo, la dobbiamo mollare, le molliamo, ci ridono in faccia. Cioè, questo lavoro però che stiamo facendo a Venezia si vedrà, si sta cominciando a vedere, è durissimo perché si sono incastrati nella stazione di Mestre, sui sottopassi, davanti, dietro, ci stiamo dando dentro tantissimo perché questo serve e dopo parleremo degli investimenti, sarò rapido, però devo farvi capire che c'è un progetto di città che deve partire, ai Topino dove siamo, cioè, questo siamo. È che voglio fare i conti, io non voglio dare responsabilità, anche se credo che una cultura ideologica dell'aiuto, così generica, gratuita, buonista, sia una cosa che creerà tantissimi problemi in Italia. Io 2 anni fa, appena diventato sindaco, ho detto bisogna fare il blocco navale umanitario nel Mediterraneo. Siamo l'unica nazione che non ha il presidio delle proprie frontiere. Noi alla Marina Militare non abbiamo dato nessuna autorità e nessuno ha votato un governo che ci abbia detto che togliamo i confini dall'Italia a sud. Non è mai stata votata una cosa del genere. Non ha nessuna autorità questa cosa qua. E queste centinaia di migliaia di persone, ancora ieri al telefono per evitare che ci mettessero profughi in centro, dietro, davanti, perché il problema non sono persone in difficoltà, il problema sono i numeri, la proporzione di certe cose. Noi dobbiamo garantire la possibilità che il ritorno degli investimenti è legato alla disponibilità e alla chiarezza delle idee che ci sono sul territorio. Adesso abbiamo tante persone che sono già entrate in Italia, non voglio fare numeri, ma sicuramente più di 1 milione. Queste persone tanto in Africa non tornano più, tanto vale che cominciamo a ragionare su come metterli a lavorare, tanto per cominciare, ma di lì là contemporaneamente va chiuso, gli si mette il numero degli ambasciati, come si fa? Si fa che le navi devono raccogliere tutti per mare, si deve salvare tutti, ma poi si ritorna dall'altra parte, non torna niente più in Italia, perfino Macron ci ha rimandato. Penso che tutti possano dire che è un fattore di novità in Europa, di aggiornamento. Ma le frontiere ognuno si guarda a casa sua. È che possiamo continuare a chiedere aiuto. Ma aiuto di cosa? Ma aiutiamoci da soli. Venezia si è rimessa in moto. Abbiamo incontrato ambasciatori americani, israeliani, russi. Sta arrivando di tutto a Venezia, perché prima di arrivare i soldi, arrivano le persone. Sono le persone che devono sentire che in questo luogo noi vogliamo risorgere. Ci vorranno i prossimi 20 anni per il ritorno degli investimenti, ci vuole la stabilità. Cioè uno deve dire, ma cosa succede dopo? Intanto dopo di me, io sono ancora me, perché mi ricandido, vedrete, perché non è possibile che pensino che vado via. Perché io, guardate, oggi io faccio 2 anni, cioè 2 anni il 2 luglio. Il 2 luglio, ecco, ho pensato di festeggiarlo qua. Perché i festeggiamenti che mi hanno riservato è una bella manifestazione all'Arsenale per dire salviamo Venezia. Non si capisce come si alza mattina qualcuno che abita là, che oggi che gira così il sole, forse non che si arriva ai soldi giusti al momento giusto, perché così funzionava. I posti di lavoro, la casa regalata, tutto regalato per diritto, a qualcuno ha capito male. Se pensa che le manifestazioni mi agito, mi entusiasmo.
A me la tranquillità, quando sei tutto a posto vado a casa mia che ho altro da fare. Ma intanto, finché c'è da battagliare, però abbiamo bisogno di voi. Ho bisogno dell'intelligenza di persone che investono. Non è una questione partitica. Se ce la facciamo a Venezia, l'ho spiegato al governo, l'ho spiegato alla regione, credo che siamo tutti d'accordo, se Venezia riparte, e se non riparte Venezia, sinceramente, cominciamo a domandarci di trasferirsi veramente, riparte Venezia, diamo un segnale, diamo un esempio che può ripartire l'Italia. Allora le persone, i bambini, quelli che ci sono oggi e quelli che non sono ancora nati, a quelle persone è dedicato il mio intervento. Certamente non a tutti quelli che sappiamo già tutto, sappiamo già tutti i problemi, non vi faccio nessuna analisi. Vi dico soltanto, e finisco dando soltanto una carrellata di dati, se no sembra che abbiamo fatto solo discorsi, ma non sono discorsi a vuoto. La sicurezza e il recupero delle tradizioni concrete sono il futuro di Venezia, la specialità, discorso dell'albergo. Io gli investimenti devo prendere quelli che ci sono, non quelli che mi invento io. Non c'è l'economia sovietica dove decidiamo chi, dove e cosa. Oggi quello che c'è, perché noi cerchiamo il posto di lavoro. Per cui a Marghera ci sarà il porto e ci sarà il mini offshore fuori, proprio perché le grandi navi non riusciranno a entrare, e porteremo dentro con le chiatte. Al Sindia, all'area Sindia che abbiamo bonificato, ci saranno i container e la trasformazione, e vedrete che ce la facciamo a farci dare anche il decreto per le zone franche. C'è Damaso qui che ascolta e ne ha fatta una battaglia da sempre lui, e lo sa quanto io sono d'accordissimo. Noi avevamo detto di farla a macchia di leopardo, proprio perché siccome ci sono già delle situazioni in piedi che non hanno interesse a ricadere nell'area franca, noi dobbiamo dare il decreto all'autorità portuale, la chiamo anch'io ancora così per semplicità, perché sennò il nome che hanno fatto è molto più blasonato, eccetera, eccetera, ma come diceva anche Damaso, dobbiamo dare l'autorità a lui di scegliere le aree a macchia di leopardo, termini che hanno utilizzato esattamente uguali a Trieste. Io invidio tantissimo il mio amico di piazza, perché poi lui è sindaco della stessa mia area, e si porta a casa una soddisfazione così. La Serracchiani era lì, ma l'idea di usare partiticamente le città è sbagliato. Noi dobbiamo pensare ai cittadini e dobbiamo avere le stesse condizioni operative. Qui cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto un piano del sindaco per tradurre in cose concrete, presentato a metà di giugno dell'anno scorso, e se venivo qualche mese fa vi avrei detto che sono state presentate 200 proposte di investimento, invece siccome scadeva ieri sono state presentate 275 progetti per centinaia e centinaia di milioni di euro che stiamo vagliando, perché abbiamo mandato degli chiarimenti a ogni singolo investitore per capire che tipo di investimento fosse, mi intendo, se è proprietario della terra dove vuole fare la fabbrica piuttosto che la sua unità, quante persone verrebbero coinvolte dalla propria attività, se ha la finanza propria o se pensa di andare a debito. Ci sono alcuni che vogliono sviluppare per poi rivendere. Io voglio trovare chi ha l'origine dei soldi, che ci mette di suo, perché se no, però quello che manca oggi in Italia, mancano investimenti, mancano idee, mancano progetti e mancano persone che appunto rischiano, fra virgolette, l'osso del collo e che vengono anche omaggiati quando gli va bene, che è giusto che sia così, perché all'estero è così. Abbiamo sviluppato una serie di progetti che stiamo realizzando in silenzio, una centrale unica di sicurezza, in contatto continuamente tra vigili, prefetto, questore e procura, cioè tutto insieme, una generale videosorveglianza, un grande fratello in tutta la città. Metteremo i cartelli anche di controllo nei confini delle città metropolitane, delle strade metropolitane. Quando si entra a Venezia stiamo proprio studiando in questi tempi, abbiamo dato l'incarico a delle aziende specializzate dove ci sono delle telecamere che fotografano le targhe delle auto che passano sotto, e con un sistema immediato capiscono se l'auto è rubata o non ha l'assicurazione già presente o non ha fatto la revisione, si accende il pannello e scatta l'allarme alla centrale di sorveglianza. I carabinieri basta che si mettano 200 metri dopo e vedono accendersi la luce e fermano l'auto, ovviamente col mitra, perché chi viene a rubare a casa vostra non lo fa con la macchina sua di solito è un po' birbaccione. Ecco, sapranno che quando passano a Venezia qui li perquisiamo dappertutto, e stiamo facendolo, lo faremo anche sui bacino, lo faremo anche per il moto ondoso a Venezia, che poi qualcuno non si lamenti che arriveranno i provvedimenti. Ci saranno provvedimenti e severi per chi uscirà dalle regole. Chiederemo all'autorità portuale, alla Capitaneria di Porto, lo facciamo, stiamo già facendo da 2 anni con la Guardia di Finanza e con la Procura della Repubblica. Stiamo denunciando tutte le persone che si comportano male a Venezia, che non pagano, che non denunciano il proprio appartamento o il proprio bed and breakfast o quello che è, perché basta che lo denuncino. Noi non siamo contrari, dobbiamo essere chiari, le tasse le pagano tutti perché tutti devono essere nello stesso. Dopo possiamo chiedere a tutti, al governo, di abbassarle le tasse. Questo è evidente, ma allora
quando abbiamo la coscienza pulita. Per cui gli appartamenti, abbiamo messo un sistema mai pensato, stranamente non si era mai pensato, e ne abbiamo di cervelli a Venezia, professori che danno messaggi continui, però non avevano mai pensato di fare un portale, vi invito ad andarlo a vedere, del comune, semplice, costato niente, fatto con dipendenti comunali sufficientemente motivati, sempre con grande entusiasmo, l'hanno fatto, costo zero per le collettività, andate dentro il portale, ci sono tutti gli appartamenti che sono autorizzati per poter ospitare i turisti. Cosa vuol dire? Che se per caso dovete prenotare a Venezia e avete l'indirizzo del vostro appartamento, potete andare a vedere online se l'appartamento esiste. Se è un appartamento ufficiale che paga la tassa di soggiorno. Se non lo è, sullo stesso sito potete denunciare direttamente o anonimamente. Il sito sono già arrivati in pochi giorni, in un mese che è, più di 49 denunce. Ovviamente passate tutto alla Guardia di Finanza, alla Procura, andremo a fargli un mazzo così. Perché oltre all'idea della tassazione, che è una sciocchezza da un certo punto di vista, ma è importante, perché se la pagano gli altri la paghi anche tu, c'è il problema della sicurezza sul terrorismo. Noi siamo l'unica città in Europa a aver fermato 4 terroristi prima ancora che si muovesse. Ha detto che volevano buttare giù il ponte di Rialto nelle intercettazioni, così andavano direttamente da là. Abbiamo detto ti va lo stesso da là senza buttare giù il ponte di Rialto. Abbiamo chiuso, è stata chiusa volontariamente con grande soddisfazione del generale eccetera eccetera, ma mica ho fatto l'ordinanza a Ossarada, penso l'unico in Italia in silenzio, una moschea. Cioè, non è una moschea, era su un posto, su un magazzino, alle 5 di mattina a Mestre, sti qua, 5 di mattina vado giù con la massa da baseball. Questi era anni che si ammagnava. Mi hanno detto andiamo a pregare in Piazza Fereto, ho detto no, che te passo solo col gippone, non si può neanche a pregare in Piazza Fereto. Abbiamo dato una mano a trovare un'altra soluzione, adesso compreranno loro con i loro soldi un capannone su una zona dove non c'è gente che dorme e ognuno fa liberamente il suo culto, la sua credenza, le sue cose, ma sempre con rispetto degli altri. A Venezia col cavolo non avevamo coraggio sì, se no c'erano ancora le zanzare a quel tempo, e a Marghera bisogna ritrovare lo stesso coraggio, perché adesso che c'è pantegane radioattive a Marghera, quegli occhi sfosforescenti, bisogna agire. E siccome stiamo agendo col Ministero dell'Ambiente con grande silenzio ma con grande determinazione, spero fra un po' di avere questo nuovo regolamento sulle bonifiche insieme con la Regione. Adesso non c'è l'assessore ma è presente lui e tutti i suoi tecnici costantemente, chissà, perché quella è una precondizione perché il ritorno degli investimenti possa essere, oltre che certo il ritorno, ma anche certo nei tempi, perché non basta essere certi nei costi, è importantissimo avere certi i tempi. Siamo quelli che hanno approvato il Consiglio Comunale, lo diciamo, perché c'è da gente che ci ha messo la faccia, perché poi devi vederli gli ambientalisti, ti gara a sentirli, te va via dai crani, ti provocano, e voi provocate, il Paron, tutte queste robe, dovresti vederli. E abbiamo approvato il master plan senza batter ciglio di Enrico Marchi, se no lui l'aeroporto non lo fai. Lo sa quanto ha lavorato in salita prima e quanto l'ho ringraziato e mi sono scusato come città. Però devono esserci tanti gli attori. E allora c'è il porto, c'è l'aeroporto, ma bisogna dirlo, c'è anche la fibra, perché noi siamo una delle 5 città scelte da Renzi, bisogna dirlo, perché il governo su questo, quando andiamo tranquilli, ci ha aiutato la Regione, ci aiuta lo Stato, ci ha dato, in quelle 5 città, c'è l'Enel che sta occupandosi della connettività, della fibra, che solo una di queste 5 città in Italia avrà. Casa per casa noi abbiamo la fibra ottica, il che vuol dire avere la connessione, non è soltanto fisica, porto, aeroporti, autostrade, ferrovie, non c'è Mazzoncini ma va ringraziato per il lavoro che sta facendo e la connettività che porteremo all'aeroporto, sempre con la Berti, con la Regione, perché in silenzio stiamo facendo tutti. Altra novità, che abbiamo sbloccato completamente la stazione di Gazzera, i lavori dovrebbero partire adesso o prima fino all'inizio dell'anno prossimo, un blocco completo dato da finanza, da casini, ma soprattutto da cause. Il buco del Lido, il Lido, un luogo meraviglioso, l'abbiamo dato a un imprenditore dell'aeroporto perché faccia un aeroporto comprato, pagato e farà investimenti privati anche grazie a una collaborazione insieme a Save e a tutti gli attori coinvolti, Camera di Commercio, senza batter ciglio. Gli articoli erano 2 righette sul giornale, però stiamo rilanciando tutto, abbiamo chiuso il buco del Lido. No, ma aspetta, ma senza spendere un soldo? Non abbiamo messo soldi pubblici, anche perché ho trovato 800 milioni di euro di debito, mi viaggio sul debito, cioè ormai sono un navigante. Però abbiamo abbassato il debito, non stiamo facendo azioni per incrementare il debito. Mi ha detto, sindaco, ma che te frega? Fai un altro mutuo, butta avanti il bain. No signori, non funziona così. No, perché a quei bambini non hanno votato per pagare i debiti nostri,
noi già ne pagheremo tanti di quelli che ci hanno lasciato. Adesso bisogna cominciare a essere razionali. Il Lido abbiamo chiuso il buco, abbiamo chiuso non so quante cause aperte. Biennale la stiamo rilanciando, c'è Baratta che è un presidente, nessuno si è intromesso nel lavoro specifico di un altro. Abbiamo soltanto collaborato per poi sui luoghi comuni, nei luoghi di comunità, ritrovarci insieme come stiamo facendo oggi. E più siamo, meglio è. Abbiamo costituito una fondazione, l'abbiamo chiamata Agenzia di Sviluppo, sempre costo a zero, tutti gratis, non paga nessuno, per capirci, non che soldi che gira. Questa me l'ha data prima il buon Piro, che è il presidente, Beniamino Piro, il presidente di questa città e di questa agenzia del comune, un'agenzia di sviluppo. Beniamino Piro anche è a gratis, tutti i deal, eccolo là presente. E ecco qua, lui mi ha dato questo dépliant adesso così al volo. È un esempio, questi sono i patrimoni della città con dei numeretti, è solo un esempio ma per farvi capire. Quando arriva l'avvocato dell'arabo, perché arriva l'avvocato dell'arabo, l'arabo viene soltanto a festeggiare dopo, no? Arriva l'avvocato che si porta dietro l'avvocato di Milano o di Roma, perché i nostri avvocati non se degni, speriamo invece di rilanciare anche questi, perché abbiamo dei signori principi del foro qui, giovani in gamba che vanno valorizzati, e ci dicono, invece che una volta arrivavano e andavano a cercarsi gli investimenti a casaccio, cioè noi abbiamo fatto un'agenzia di sviluppo e chi, pubblico o privato, vuol vendere o comprare qualcosa a Venezia, può venire in agenzia di sviluppo, che abbiamo fondato, e gli facciamo vedere i numeri, lui prende, vede di cosa si tratta, sono cose pubbliche che in questo caso vendiamo, ma ci sono anche cose private, e c'è una scheda col tipo di investimento, può essere immobiliare ma anche immobiliare, una quota di un'azienda, lui stesso avrà avuto l'informazione da qualche suo amico, ha guardato lui sull'internet dove ci sono le vendite giudiziarie, cioè ci sono delle persone che cercano, dicono io sono interessato a sviluppare quel business, quell'area, a fare delle partnership, delle alleanze, chiaramente insieme noi come istituzioni dobbiamo creare quella rete di sicurezza per cui quello che viene dice beh intanto è tutto chiaro, poi non vengo fregato, per cui prima di fare questo facciamo delle verifiche, perché poi nelle attività, e poi ci sarà sempre qualcosa che non andrà bene, sicuramente, però l'idea del rilancio dell'Agenzia dello Sviluppo è questa, per costruire i posti di lavoro. Ecco, vi finisco soltanto con quelli che sono gli investimenti pubblici che abbiamo già avuto nel senso, siamo riusciti a portare qua in città, io sono qua, vorrei ricordarlo, da 2 anni. Allora, Po Metro, 40 milioni, abbiamo... I progetti ormai sono in via di chiusura, per cui cominciamo a erogare, cioè cominceremo gli investimenti. Sono tutti legati alla centrale che vi dicevo prima unica, a un grande impianto di videosorveglianza, di assistenza, un numero unico generale della città dove uno chiama, ti rispondono anche in lingua, dove ti dici dove sei, ti andiamo, geolocalizzato, andiamo a vedere tutti i canali navigabili, quelli che ci sono da scavare, quelli che sono mezzi, che funzionano con l'acqua alta ma non con l'acqua bassa, perché le autobulanze possono andare in città, un sistema di prevenzione. Su questo veramente siamo stati molto contenti del nuovo comandante dei Vigili del Fuoco che è arrivato a Venezia, una persona giovane molto molto in gamba, su cui stiamo lavorando tantissimo per efficientare la parte di città che non è ancora preparata per l'antincendio, per cui abbiamo chiesto il comitatone al governo perché senza una parola di polemica, perché ci rendiamo conto che lo Stato ha i suoi problemi, però noi stiamo nel frattempo cercando di sopperire a una serie di mancanze, per cui questa cosa dei canali, dell'arrivo, dei tempi, ecco, degli sgomberi anche in qualche caso dovesse essere utile farli, parlo sgomberi di sicurezza. Poi la sicurezza idraulica dell'Usore, ci hanno finanziato 61,8 milioni per la sicurezza idraulica dell'Usore, mandato dato alla Regione e alla città metropolitana di controllo, 61 milioni che cominceranno penso a breve. Legge speciale ci hanno dato 65 milioni di euro, già dati nella finanziaria del primo anno, trasversali anche questi, qui chiedo continuamente di indire il comitatore perché questi soldi posso averli in contanti, perché oggi sono fermi lì, ormai non ce li toglie nessuno ma io qui non li posso spendere. L'Enel che sta investendo 50 milioni per la connettività, non li dà a me, ma li spende in città, 50 milioni, li sta già spendendo, casa per casa stiamo portando la fibra, vuol dire potersi connettere alla velocità della luce, vale bene per i privati e anche per quelli che verranno a risiedere a Venezia, perché per portare gli investimenti devi rendere anche la città attrattiva sotto il profilo della vita, perché una bella città fa sì che lo scienziato, piuttosto che il manager importante di cui parlava lui prima, poi dica, beh Venezia è meglio che andare in India magari,
Ma la competizione di una città si gioca sull'università, sulla capacità di far studiare i figli, di far sì che i figli possano andare al conservatorio, e qua voglio ringraziare tutte le università veneziane. L'altro giorno abbiamo presentato questo accordo che abbiamo fatto tra università, conservatorio e belle arti, oltre che lo UAV e Ca' Foscari, perché pensiamo che le persone che devono venire a lavorare nelle fabbriche, e non soltanto così gente che viene a studiare soltanto, possa anche portare i figli e possano trovare un sistema universitario di primissimo livello. Dobbiamo portare qua cittadini europei, qua, tedeschi, francesi, spagnoli, dobbiamo fare i corsi in lingue, dobbiamo far sì che Venezia sia a pieno titolo una città europea e fortemente europea. Questi giovani porteranno novità, porteranno risorsa, energia, ci daranno vediamo se uso delle parole buone senza esagerare, se diamo quello spirito, quella carica, diciamo, che qualche magari nostro sovietico ancora più non ha. Se vuole andare va, cioè uno va e un altro arriva, cioè non è detto che per forza dobbiamo stare qua tutti quanti. Ecco qua. Sindaco, fa la manifestazione il 2. Stia tranquillo, dopo la mazza da baseball di prima può andare tranquillo. Posso andare tranquillo. Ma c'è gente che veramente abbiamo trovato che va a portare l'immondizia a Mestre con la mazza da baseball, e questa è la cosa vergognosa, che non è una battuta, è vero. Cioè tutto quello che ho detto purtroppo è tutto vero, anche se io la giro a livello di battute. E attenzione, che se succede qua poi può succedere dappertutto. Allora forse è il momento di fermarsi, fermiamoci a riflettere. C'è un privato, per cui ognuno fa il suo interesse, le sue cose, è giusto, nessuno vuole insegnare niente a nessuno, ma c'è anche un pubblico, e guardate che l'idea pubblica della vita è molto importante, perché può capitare a tutti, vi garantisco può capitare a tutti. Dicevo l'Enel 50 milioni, poi bando delle periferie città metropolitana, 40 milioni, anche qua abbiamo portato 40 milioni come città metropolitana e abbiamo portato 18 milioni sul bando delle periferie del comune, e su quei 18 milioni invece che far giostrine, roba che mi farebbe prendere voti, non so che capisse, ho concentrato tutti per ristrutturare la seconda parte del tribunale a Piazzale Roma, tribunale civile e penale, che era in una condizione purtroppo la metà ancora di scollegamento, cioè c'erano gli uffici sparpagliati dentro la città, e sappiamo che la giustizia veloce è una prerogativa per un luogo, e Venezia si candida a essere metropolitana, per cui è un segnale e una precisa attenzione al mondo della giustizia, perché gli investitori stranieri vogliono e pretendono velocità nella giustizia, e per cui abbiamo voluto dimostrare noi con soldi nostri. Patto per Venezia, abbiamo firmato, l'ha ricordato prima, è stato ricordato prima, il patto per Venezia col primo ministro Renzi, 457 milioni, di cui 110 verranno presentati adesso prossimamente, così non ve li anticipo oggi, però 110 milioni che saranno dati in giro per la città, cioè noi andremo a ristrutturare praticamente tutto, tutti i micro interventi, tutte cose molto precise che vanno a fare manutenzioni straordinarie e sistemazioni della città. Il totale in sostanza in questo anno, io porto a casa in questi 2 anni 731 milioni di euro di finanza pubblica, ma soprattutto sono arrivati tanti investimenti privati. 4 alberghi l'altro giorno, che non sono solo alberghi tra l'altro, a Mestre, che vuol dire anche una situazione di pulizia generale di un'area che era completamente distrutturata, perché ci sono investimenti veri, ci sono le gru di un altro che ormai sta quasi finendo, uno che ha scritto su un'area un po' abbandonata sulla rampa del Cavalcavia, quando io mi sono eletto sindaco, a caratteri cubitali, perché a me ne risparmia niente, ma dicono, se non scherzi, Brugnaro fai qualcosa, io ero appena stato eletto, ho tirato su un palazzo, sono arrivato all'8° piano e ho scritto Brugnaro basta così. Però è vero, il palazzo c'è, abbiamo cominciato, perché quelli sono investimenti, e ogni investimento fatto nell'edilizia ha una ricaduta sul territorio in quel momento, cioè nel periodo del cantiere, di 10 volte superiore per il benessere del territorio attorno. Solo questi alberghi sono più di 200 posti di lavoro. Basta, poi c'è gli investimenti di Marchi e Musolino, l'abbiamo già detto, sulla zona franca l'ho detto, il ritorno all'investimento, stabilità politica per gli anni futuri è necessaria, però soprattutto è necessario che ci sia da parte di tutti, non tanto la voglia di parlare bene di Venezia a casaccio. Io sono uno che ha organizzato la sua vita, pensate, facevo le costruzioni delle reti commerciali, per cui i piazzisti e i rappresentanti sono stati per me quasi la base della mia vita, perché io li cercavo, li selezionavo, sono abbastanza bravo a costruire reti commerciali. Però io non parlerei di piazzista adesso. Il piazzista a quel tempo era uno che vendeva un po' tutto, venghino, andava ben tutto. Qui si tratta di raccontare effettivamente quello che c'è. Cioè noi stiamo parlando di
veramente una delle più belle città d'Italia. Invito tutti ad andare in giro per Milano, andate a Modena, andate a Parma, andate alla sera. Ecco, Marrakech è un scherzo, venite poi qua e forse dite, beh, tutto sommato sarà il caso che diventiamo un po' più internazionali, non andiamo soltanto a vedere cosa fanno gli altri, ma crediamo un po' più in questa città. Questo tipo di appuntamento, visto che ho capito che deve essere stabile, eccetera, eccetera, sarà occasione poi di racconto, così la prossima volta vengo con un filmato, degli articoli che hanno raccontato la nostra città il prossimo anno. Quest'anno l'ho evitato perché ho pensato che sennò partivo già col piede sbagliato, ma il prossimo anno sarebbe bello vedere come la città è stata raccontata, perché se lo faccio vedere adesso qualcuno si amareggia e non lo voglio fare. Siccome sono ancora convinto che si può cambiare idea, si può provare a fare un ulteriore passo, perché le critiche vanno bene, ma bisogna anche segnare un punto a quelli che fanno le cose, perché se no tagli l'idea della meritocrazia. È giusto dire lì c'è un problema, là ce n'è un altro, va bene, ma è anche giusto dire sì, però attenzione, qui sta facendo, là risultato, qui stiamo facendo, cioè, perché se no le persone che ascoltano e non sanno, non hanno le informazioni che tanti di voi hanno, rischiano di vedere, sembra che lo Stato non ci sia. E allora poi le derive sono, vabbè, tanto peggio, tanto meglio e col vaffa, eccetera, eccetera. Che forse quello non è proprio la deriva che tutti ci auspichiamo, mi auguro. Grazie. Grazie al sindaco di Venezia, mi sono preso l'appunto finale, ovviamente. Va benissimo, no, volevo no, ma assolutamente. Ci sono anche altri. Assolutamente no, volevo tranquillizzare chi era Musolino prima che è stato citato perché è stato un po'. Lui no. Così, no, ma questo capita anche al direttore del Gazzettino, lo fa molto meno di quanto vorrebbe, perché anche io ho il mio caratterino, quindi si cautela, ma insomma non si trattiene nei confronti di nessuno comunque. Comunque, a parte queste battute, grazie al sindaco Brugnaro per i numeri, ma anche per l'approccio che ha dato a questo suo intervento. Certo, era stato citato per aver indicato Dubai come modello, ci ha introdotto Marrakech, quindi per così dire siamo su un crinale. Se facciamo le scelte giuste possiamo diventare Dubai, se facciamo quelle sbagliate rischiamo di precipitare e di avvicinarsi a Marrakech. Ecco, questo appuntamento ovviamente è finalizzato a farci diventare Dubai o comunque a individuare questo modello. Per il resto la regia prevedeva che io chiudessi i lavori, in realtà non li devo chiudere, non li voglio chiudere perché c'è una seconda parte più operativa, perché come abbiamo detto questo è il primo di una serie di appuntamenti, quindi non c'è bisogno di chiudere, oggi abbiamo aperto e continuiamo a lavorare. Devo però anche fare un annuncio, in questo caso quasi commerciale, dicendo che adesso c'è un light lunch, cioè si mangia, detto con grande franchezza per chi vuole. Grazie a tutti per l'attenzione e buongiorno.